Telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi staremo insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti sulle tematiche di attualità e la politica. Cominciamo subito con la cronaca perché quella di oggi, definita giornata da bollino nero per l'esodo estivo, il primo grande fine settimana di esodo per le vacanze, è stata subito contrassegnata da una tragedia, un incidente mortale che si è verificato stamattina presto lungo il passante, ma sentiamo subito i dettagli nel nostro primo servizio. Incidente mortale intorno alle 6:30 del mattino sul passante di Mestre in direzione Trieste tra i caselli di Martellago, Scorzè e Preganziol. È morta una cinquantenne di origini romene che a causa della violenza dell'urto è deceduta all'istante. La vettura su cui la donna era a bordo ha tamponato violentemente un mezzo pesante fermo in piazzola di sosta. Il compagno cinquantenne alla guida è rimasto gravemente ferito. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai vigili del fuoco, il soccorso stradale e il personale di Concessioni Autostradali Venete. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con 8 chilometri di coda anche a causa degli spostamenti vacanzieri. Circostanze che hanno reso necessario deviare il traffico in A57 tangenziale di Mestre all'altezza del bivio A4 A57 ad Olo in direzione Venezia. Inevitabili pertanto anche gli incolonnamenti alla barriera di Mestre, segnalati fin dal casello di Mirano Dolo in direzione Venezia. Ecco, quindi è iniziata con questa tragedia e con pesanti ripercussioni anche sul traffico in questo primo esodo per le vacanze estive sulle strade della nostra regione. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo quindi subito con Mestre, con il nostro Filippo Fois, che assieme a Paola Barbato si trova nella sede di CAV, se non erro, nei pressi del casello di Mestre Villabona. Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, esattamente, ci troviamo nel centro operativo di Concessioni Autostradali Venete, che ringraziamo peraltro per l'ospitalità e le conseguenze sul traffico dell'incidente che si è verificato stamattina. Le potete ancora vedere nello schermo che è alle mie spalle, quello che vedete è il casello di Mestre per chi arriva da Padova, e si stanno ancora smaltendo le code del traffico che è stato deviato verso la tangenziale di Mestre dal passante. Il passante è stato riaperto oramai alle 9:40, per cui parecchio tempo fa, ma ovviamente le code che si erano formate non possono essere smaltite se non passando per quello che alla fine è diventato un imbuto e sta caratterizzando questa mattinata su questa tratta. Come detto, si tratta di un fine settimana da bollino rosso, anche se poi, a voler essere precisi, il bollino rosso non è ovunque. Per esempio sulla tratta di Autovie Venete effettivamente oggi è una giornata addirittura da bollino nero. La tratta di Autovie Venete è quella che parte da Venezia per arrivare fino a Trieste. Per il CAV, le concessionarie autostradali venete, che invece gestisce la tratta autostradale che parte da Venezia, fa tutto il passante e poi arriva fino a Padova, la giornata era considerata da bollino giallo, poi è diventata chiaramente anche qui da bollino rosso. Perché c'è questa differenza? La differenza chiaramente le fanno il numero di corsie. Qui le corsie sono 3 in entrambi i sensi di marcia. Sul lato invece gestito da Autovie Venete spesso l'autostrada è ancora a 2 corsie, senza contare poi i lavori in corso che purtroppo sono entrati spesso nelle nostre cronache per quello che riguarda gli incidenti stradali che si provocano, si verificano su quella tratta. Dobbiamo dire che c'è una situazione, diciamo, piuttosto importante da bollino nero anche nella zona tra Verona e Trento. Qua si tratta dell'inizio delle vacanze scolastiche in Baviera, che hanno portato chiaramente un grosso numero di turisti che sta scendendo dalla Baviera verso l'Italia e si è fatto sentire poi sulla rete autostradale. Anche all'altezza di Verona Nord, quindi siamo dalle parti del lago di Garda, c'è traffico, questo per il tradizionale cambio di turisti. Marta.
Ecco, allora abbiamo visto insomma una giornata difficile, critica sulle principali autostrade della nostra regione, ma poi anche sulle strade, sulle statali, sulle provinciali che conducono alle principali località di villeggiatura. Sappiamo del lago di Garda e naturalmente anche per quanto riguarda poi ovviamente tutte le spiagge venete, no? Da Jesolo a Caorle a Bibione, Cavallino Treporti. Hai qualche notizia in questo senso sulla viabilità ordinaria, traffico molto sostenuto? Sì, traffico molto sostenuto, però non si segnalano particolari criticità. Certo è che questa autostrada, la A4 nel tratto tra Venezia e Trieste, è veramente l'autostrada delle vacanze durante l'estate, non solo perché porta tutte le principali località balneari di quest'area dell'Adriatico, ma anche viene percorsa da coloro che vogliono recarsi nell'altro lato dell'Adriatico, quindi in Croazia. Le località poi balneari che come sappiamo sono tornate ad un livello di turismo pre-pandemia, se non addirittura lievemente superiore, sono poi contraddistinte da un turismo che in grande maggioranza arriva dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera. Si tratta di turisti che arrivano tutti in automobile, per cui insomma il traffico è inevitabile. Chiaramente ci sono delle differenze, perché se parliamo per esempio di Lignano Sabbiadoro e di Bibione, qui ci si arriva con l'autostrada sostanzialmente. Il casello è piuttosto vicino, anche se poi c'è da fare un bel tratto di strada, però sostanzialmente ci si arriva in autostrada. Qui l'aumento rispetto all'anno scorso è stato superiore al 21%. Per quello che riguarda Jesolo invece bisogna uscire un pochino prima e poi avventurarsi, come sapete, per delle strade statali, ed è qui che generalmente si verificano i maggiori problemi. Certo è che comunque da questo punto di vista noi siamo veramente tornati completamente al pre-pandemia per quello, se non altro, che riguarda il traffico, da quello che si vede anche qui nel centro di controllo della concessionaria autostradale veneta. Ecco Filippo, ovviamente in questa situazione le autorità, sia la polizia stradale attraverso il Ministero dell'Interno, sia anche le varie società autostradali hanno diramato tutta una serie di consigli per gli automobilisti. Se ne parla da anni naturalmente, ma proprio in questa circostanza, vuoi anche per l'incremento di traffico determinato dalle criticità che si sono verificate negli aeroporti di mezza Europa, no? L'abbiamo raccontato più volte nel corso dei nostri telegiornali. Sono molti e ce lo confermano le varie associazioni, in particolare l'associazione Federalberghi del Veneto. Sono davvero tanti i turisti che hanno cambiato idea, diciamo, ed hanno quindi deciso di trascorrere le proprie vacanze in una località raggiungibile più facilmente in auto, e questo ha portato quindi anche a quel notevole incremento di cui abbiamo detto, di turisti proprio sulle località della nostra regione. Sì, quindi assolutamente, anche perché poi l'aeroporto di Venezia, che come scusami Marta, l'aeroporto di Venezia, come sapete, è il terzo scalo italiano, è uno di quelli che ha subito maggiormente i problemi che si sono verificati in questa parte dell'anno. I voli cancellati sono una percentuale, credo che sfiori il 10%, è una delle più alte in Italia, per cui insomma molta gente non si fida di prendere l'aereo. Chi può prende l'automobile, e chiaramente da questo punto di vista c'è da dire che uno dei tasti su cui premono di più le autorità è quello dell'attenzione alla guida. Naturalmente si parla di cellulari, di tablet, di tutti quegli oggetti che possono distrarre chi si mette al volante, senza contare poi che a volte c'è anche la stanchezza che prende il sopravvento, soprattutto per coloro che arrivano dopo aver percorso lunghe tratte, magari con un viaggio che non ha previsto soste, arrivando da nazioni straniere. Quando arrivano qui, diciamo, giustamente accusano una certa stanchezza. Anche in quel caso il consiglio, che è di sano buon senso, è quello di fermarsi in una piazzola di sosta e di riposarsi, e poi di rimettersi in viaggio quando, diciamo, si è più vigili e più attenti al volante. Ecco, controlli che peraltro proprio in occasione di questi fine settimana particolarmente caldi, diciamo sotto tutti i punti di vista, sono stati anche intensificati
intensificati da parte delle autorità, delle forze di polizia, soprattutto nelle aree di sosta, no? Dove più frequentemente purtroppo si verificano anche degli episodi poco gradevoli. Sì, naturalmente qui c'è una grossa mobilitazione, anche perché si tratta veramente del periodo più caldo dell'anno, non solo dal punto di vista meteorologico, ma perlomeno per quello che riguarda queste tratte, quello che viene contraddistinto dal maggior numero di transito di veicoli di tutto l'anno. Questo richiede quindi un grandissimo impegno da parte delle forze dell'ordine nel presidiare tutto il territorio e soprattutto andare poi a sanzionare quelle che sono le frazioni che vengono commesse. Diciamo che quella del cellulare effettivamente è una di quelle più battute, però poi vedendo i controlli che vengono fatti sono veramente a 360 gradi, non solo l'utilizzo delle cinture, dei sistemi di ritenuta dei bambini, ma addirittura i pneumatici, i trasporti in condizioni di eccezionalità, il trasporto di merci pericolose, di animali vivi, cioè c'è un impegno veramente a 360 gradi, senza contare poi che ci sono alcune tratte in cui bisogna osservare una particolare attenzione. Parlavamo prima per esempio dei tratti in cui sono contraddistinti da dei lavori per la realizzazione della terza corsia tra Venezia e Trieste, già teatro purtroppo di numerosi incidenti, a volte, anzi spesso purtroppo dall'esito tragico. Questo richiede naturalmente una grande attenzione e soprattutto rimanere ligi a quelle che sono le regole dettate dal codice della strada. Se tutti fanno così probabilmente non succede niente, bisogna però farlo. Ecco Filippo, un ultimo aggiornamento sulla situazione relativa all'incidente del quale stavamo parlando in apertura, no? Di questo telegiornale. Non riusciamo a vedere molto bene alle tue spalle, ma mi pare sia un po' più scorrevole ora il traffico. L'autostrada è stata comunque riaperta, no? Il passante di Mestre, là dove si è verificato. Sì. Ora la situazione è un po' più scorrevole? Tu che forse riesci a vedere meglio di noi da qui, intenso, ma sì. Allora, traffico intenso ma scorrevole, come si dice in questi casi. Il passante è stato riaperto alle 9:40. Il problema però che si è contraddistinto, con cui abbiamo dato notizia all'apertura del telegiornale, è che comunque tutto il traffico che stava transitando al momento della chiusura del passante è stato deviato verso la tangenziale di Mestre. Questo ha creato una coda che ha raggiunto diversi chilometri e che si sta finendo di smaltire solamente adesso. Però per chi prende in bocca il passante e va dritto non ci sono più problemi. Come detto, questa è considerata, almeno per questa tratta autostradale, una giornata da bollino giallo, per cui molto scorrevole. I problemi poi li si possono incontrare man mano che si va verso est, soprattutto anche per il restringimento delle careggiate. Ma per quello che riguarda qui Venezia, quindi diciamo la zona tra Padova e Venezia, la situazione al momento, tranne l'uscita appunto in cui era stato deviato il traffico per l'incidente, è molto buona. Grazie, allora grazie davvero Filippo Fois e Paola Barbato per questo collegamento. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, ciao. A voi, allora, arrivederci. Un saluto e torniamo però a parlare, restiamo anzi a parlare di questo tema della sicurezza e dei consigli, perché dalla nostra redazione di Padova hanno raccolto proprio in queste giornate particolarmente diciamo critiche per quanto riguarda la viabilità in tutta Italia, in particolare nello snodo del nord-est, quelli che sono i consigli dell'ACI. Sentiamo. Primo fine settimana di esodo estivo, tantissimi padovani che si mettono alla guida per raggiungere le località di villeggiatura, mare o montagna, le mete preferite, a prescindere dalle località. Ecco i consigli per gli automobilisti. La prima cosa è verificare che l'auto sia in condizioni perfette per un lungo viaggio. Poi partire riposati, partire in orari dove c'è una temperatura più accettabile, perché anche trovarsi in strada in condizioni come in questi giorni, io mi muovo anch'io e devo dire che veramente se non si ha un'auto col climatizzatore è stancante, si può perdere la concentrazione, ecco. E poi la velocità, ma non è tanta velocità, è che si viaggia senza rispettare le distanze di sicurezza.
io osservo sempre che si corre uno a pochi metri dall'altro. Basta una piccola frenata di qualche auto davanti, poi c'è l'effetto, diciamo, frusta e lì c'è l'incidente. Non si scappa, bisogna mantenere le distanze di sicurezza. Ecco, questi dunque quelli che sono i consigli dell'ACI per quanto riguarda appunto la viabilità e soprattutto quei comportamenti da mettere in atto quando si è sempre in macchina, ma in modo particolare quando si parte per le vacanze e magari si effettuano dei viaggi più lunghi. E continuiamo a parlare di vacanze perché vedo che sia collegata proprio ora la nostra Chiara Gaiani, che si trova sui colli Euganei, dove si sta riscontrando, buongiorno Chiara, buongiorno a te, dove si sta riscontrando appunto un buon afflusso di turisti e di persone, soprattutto per coloro in particolare che apprezzano anche il cosiddetto turismo enogastronomico. Abbiamo quindi in collegamento da Torreglia Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo Fabio Legnaro che ci ospita all'interno della sua trattoria. Tu parlavi di turismo enogastronomico, di sicuro la trattoria Ballotta è molto conosciuta da questo punto di vista, tra l'altro voi ospitate anche delle cene luculiane buonissime. Facciamo un po' però il punto su quella che è quest'estate. È un'estate che dal punto di vista proprio, a mezzogiorno sui colli di solito non è che ci sia il pienone nei fine settimana, tranne nel giorno di domenica, ma insomma vi sta dando soddisfazioni, buone le serate, buone le presenze nei fine settimana. Sì, stiamo andando veramente molto bene, anche il caldo ha aiutato, perché mi spiace per i cittadini di Padova, di Rovigo, di Ferrara, dove noi raccogliamo molti clienti, le città sono un po' più calde, quindi già i 2 gradi che producono il nostro verde qui dei colli ci ha reso molto a tutti quanti. Stiamo lavorando molto con vari problemi, come le accennavo. I problemi sono che dobbiamo in qualche momento, pensate, rifiutare dei clienti, delle persone, perché non riusciamo a far fronte, abbiamo una grossa crisi con il personale. È successo questo durante il primo lockdown, soprattutto i capi servizio, quelli che lavoravano magari con lo stipendio più alto eccetera, non potendo sopravvivere con gli 800-900 euro della cassa integrazione, hanno dovuto per forza appoggiarsi a altri lavori, e quelli li abbiamo persi, gente che rendevano, che avevano in mano la situazione e che erano cresciuti con noi. Questo è successo un po' su tutti i locali, quindi il bacino euganeo, termale e anche collinare. Ecco, questo è un grave problema, quello della mancanza di personale, tanto che forse alcuni ristoratori scelgono anche la chiusura nelle sere in cui hanno contezza che possono arrivare meno clienti. Di sicuro qualcuno ha aggiunto un giorno di chiusura, quindi non più 6 aperti 1 chiuso, ma 5 aperti 1 chiuso, limitando, come vi ho detto, così l'afflusso delle persone e magari ritornando, mettendosi proprio, per fortuna i locali sono gestiti da famiglie, quindi le famiglie si danno da fare e aiutano molto a far fronte a questo problema. Ecco, quello del personale è sicuramente un grave problema, dobbiamo poi aggiungere il problema dei costi, soprattutto per quanto riguarda le bollette. Chiediamo al collega Andrea Benetti, che è con noi, di far vedere queste bollette che ci ha posizionato sul tavolo Fabio Legnaro. Noi insomma stiamo facendo un po' un giro di ristoratori, magari gli chiediamo proprio di commentarcele. Queste che sta inquadrando adesso Andrea sono le bollette della corrente elettrica e del gas raffrontate tra il 2021 e il 2022. Certo, riferite al mese di luglio, e proprio si vede nel mese con pari consumo, quindi nel caso di energia elettrica trattoria Ballotta, il mese di giugno 2020
2021 ha usato 15.000 kilowatt. Stessi kilowatt riportati all'anno dopo, il costo è quasi duplicato, quindi siamo passati da 3.400 a 6.200. E lo stesso vale per il gas, addirittura è più del doppio. Un po' di più, il gas è ancora un po' di più, pari metri cubi, anzi vorrei dire qualche metro cubo in più l'anno scorso rispetto a quest'anno, ha reso, guardi, da 730 a 1.008 quasi. Ecco, voi siete quindi preoccupati per quello che potrà accadere soprattutto in questo che si annuncia un autunno davvero problematico. Sì, fra l'altro le trattorie, i ristoranti, i locali dei colli sono anche strutture che magari ci siamo passati in famiglia, strutture vecchie dove anche posizionare anni fa, perché ma non vi siete aggiornati, no? Ci siamo aggiornati, abbiamo provato a appoggiare i pannelli solari o far qualcosa perché questo ci aiutasse, invece in più dei casi non abbiamo neanche potuto, il Parco Colli ci impedisce, se non si fa un catino, tante cose, di mettere un pannello solare sopra Ballotta, quindi questo ci preoccupa un po'. Non vi nascondo che anche i prezzi, adesso abbiamo visto proprio in questi ultimi giorni, sia carne che pesce è salito molto, sembra che non ci siano i trasporti che fanno arrivare il pesce ai mercati, sembra che non ci siano i macelli che funzionano, sta aumentando tutto veramente. Noi ci stiamo davvero sacrificando per non aumentare il prezzo, abbiamo ritoccato pochissimo, se gli aumenti della corrente e del gas sono 2 volte, se gli aumenti della carne sono 20-25%, stiamo cercando di aumentare solo un piatto di pasta invece che di bigoli al ragudano, invece che 9 euro li abbiamo portati a 9,50 o a 10 euro, non abbiamo aumentato come è stato il flusso degli aumenti delle energie e materie prime, quindi stiamo cercando di tenere questa cosa. Abbiamo molta soddisfazione perché come vi ripeto il caldo ci ha portato molto movimento, però dobbiamo fare i conti con queste cose. Pensate che in tutto questo gli unici che non hanno avuto un beneficio, un aumento, sono i nostri collaboratori, che senza di loro non facciamo niente. Ecco, e questa è davvero insomma la voce che stiamo raccogliendo di chi produce ricchezza. Marta, non so se tu hai altre domande per il signor Legnaro. Ma la domanda penso sia un po' quella che si stanno facendo anche tutti i cittadini in questo momento. Quali sono le richieste della categoria alla politica? Siamo in una fase particolare di campagna elettorale che peraltro mai si era verificata nel nostro paese in questa stagione e quindi abbiamo sentito dalle varie categorie economiche quelle che sono le richieste in questa fase così difficile per tutti noi alla politica. Ecco, quali sono le richieste della politica? Ci chiede la collega da studio, e tra l'altro insomma questo Ferragosto di campagna elettorale, elezioni 25 settembre, su cosa secondo lei il nuovo governo deve intervenire? Deve proprio provare a mettersi nei panni degli imprenditori, e per imprenditori non intendo i grossi imprenditori che hanno bisogno di sicuro e anche loro danno una grossa mano a a chi lavora per loro, ma devono venire un po' di più sul territorio, devono vederci, devono respirarci in modo da capire di cosa abbiamo bisogno. Non siamo mai stati noi un popolo, soprattutto noi del nord-est, senza fare razzismo, che si è appoggiato a maniere di sovvenzionamenti, di cose che potessero aiutarci più di tanto. Adesso chi ha fatto bene le cose è riuscito ad avere qualche aiuto con il discorso del Covid, ma vi assicuro è stato pochissimo. Che provassero a capire veramente i bisogni che ci sono, perché pensate, solo a Torreglia 36 ristoranti, ogni ristorante occupa tot di persone, lavorano per i ristoranti di Torreglia quasi 350 famiglie. Torreglia è fatto di 6.000 persone, quindi sono 2.300 famiglie. Pensate voi cosa potrebbe essere il rallentamento di questo lavoro. Non vi nascondo che noi operiamo anche in Abano e in Montegrotto con altre cose termali e non termali. La situazione addirittura degli alberghi termali è ancora peggio. Ecco,
Quindi il quadro insomma che è stato delineato da Fabio Legnaro è abbastanza preoccupante. In realtà purtroppo la sua voce, tra l'altro con il sorriso, anche con l'ottimismo che nonostante tutto gli leggiamo, perché l'imprenditore ha voglia ancora di andare avanti e ha voglia, nonostante insomma abbiamo già tutti noi sulle spalle, no? Un periodo difficile, di continuare, di lottare, di dar da lavorare alla gente, di dar da mangiare alle persone con il sorriso e con l'accoglienza e l'ospitalità. Però insomma l'emergenza, cioè la preoccupazione, perché l'emergenza c'è e le risposte davvero devono arrivare. Chiara, grazie davvero per questo collegamento da Torreglia, grazie a Chiara Gaiani e al suo ospite. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie. A voi. Continuiamo a parlare di questi tanti aspetti della nostra economia che in questo momento si trovano comunque ad affrontare una situazione davvero inusuale e difficile, per quanto comunque come abbiamo visto i dati Istat testimonino che il nostro paese sta crescendo e sta crescendo anche molto di più di altri dell'area euro. Di qui dunque la gran voce abbiamo sentito da parte delle imprese dei vari settori alla politica. Dalla ristorazione passiamo quindi al settore primario, perché abbiamo in collegamento da Sottomarina di Chioggia Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno a tutti voi. Come vedete in mare la gente, come vedete questo settore che è il settore turistico che sta trainando, lo dicevi tu prima, proprio il PIL italiano grazie al turismo, ma grazie anche al settore primario, anche se bisogna dire che il settore primario in questo momento ha una certa contrazione determinata da diversi fattori, primo tra tutti quello della siccità. Marta, comunque noi ci troviamo qui oggi perché c'è un'iniziativa nazionale da parte di CIA Agricoltori Italiani, ovvero il connubio in tutta Italia di un evento dove si propongono i prodotti della terra ai turisti, e quello che vedete qua a Sottomarina è l'esempio veneto, diciamo, no? È un esempio dove si cerca di proporre praticamente il meglio della nostra produzione a chi magari che viene dall'estero e non la conosce, o la conosce solo parzialmente, o la conosce magari di bassa qualità, e questa è l'iniziativa appunto di CIA. Ma questo giorno, questa giornata è stata dedicata anche per parlare dei problemi non solo dell'agricoltura ma anche della pesca, e quindi cominciamo questo nostro passaggio tra la gente, vedete i turisti ma anche gli esponenti, diciamo così, in questo caso di Pescagri, quindi di una delle branche della CIA dedicata alla pesca, proprio per parlare non solo delle tipicità ma anche dei problemi. Milena Fusco, direttore di Pescagri, lei ha una visione nazionale, so che state organizzando tanti eventi di promozione per quanto riguarda la pesca italiana in genere, anche se lei, diciamo, è made in Veneto, diciamola così. Però lei nel corso del suo intervento ha tracciato le tante difficoltà di questo settore. Certo, sì, il settore che è un settore bellissimo, è un settore che dà economia a tante famiglie e che noi come associazione speriamo fino in fondo, e ce la metteremo tutta perché i giovani non abbandonino questo settore, perché purtroppo si sente spesso che i ragazzi che hanno i genitori o allevatori o pescatori vogliono abbandonare il settore. Questo non deve avvenire perché è un settore molto importante, perché si parla sempre dei pescatori in modo negativo. Non è vero, i pescatori sono anche degli spazzini del mare, puliscono, portano a terra. Gli allevatori lo stesso in questo momento critico con l'anosia, con la moria delle vongole e delle cozze, portano a terra ogni giorno nei barchini quantità veramente enormi di alghe che sono proprio la rovina di questa ecosostenibilità. Noi come Pescagri ci siamo in tutta Italia. Il Veneto è una regione forte, è oggi la prima marineria d'Italia,
fino a qualche tempo fa era seconda in classifica, oggi è prima, abbiamo tanti allevatori e noi ci siamo con l'ascolto e con la collaborazione. Marta, se hai domande da studio? Ecco, peraltro per continuare a parlare di pesca, Lucio, ricordiamo che da oggi scatta anche il fermopesca nell'Alto Adriatico, quindi non troveremo più pesce fresco sulle nostre tavole. Direttrice, oggi scatta il fermopesca, cosa significa per la pesca italiana? La pesca si regolamenta. A volte ci sono dei fermopesca volontari che fanno spesso anche i vongolari, parliamo di vongole di mare in questo momento, e il fermopesca dovrebbe servire, ma diciamo serve, per ripopolamento, per fare riposare il mare. Ma io credo che se andrà avanti andranno avanti questi provvedimenti che stanno scattando anche dall'Europa e dal Ministero di fermare la pesca, di ridurre le giornate di pesca, credo che i pescatori soffriranno molto perché ci sarà sempre meno lavoro. Il fermopesca serve, ma noi auspichiamo che la pesca aumenti, che aumenti il lavoro sempre con il rispetto dell'ambiente, perché dietro ogni pescatore, dietro ogni allevatore c'è una famiglia. Ecco appunto, ma il fermopesca in Italia significa, per chi poi ha bisogno del pesce magari da proporre al ristorante, l'entrata di prodotto straniero. Beh, l'entrata del prodotto straniero, mi dispiace dirlo, ma non ha bisogno del fermopesca. E mi fermo qui e mi taccio. Grazie a Milena Fusco, quindi abbiamo avuto, diciamo così, un punto di vista nazionale per quanto riguarda la pesca, però qui noi abbiamo anche il vicepresidente del sindacato balneari. Vicepresidente, voi siete qui e oggi avete parlato purtroppo del caso Bolkestein che vi tiene, diciamo, sulla graticola per certi versi. Sì, noi oggi abbiamo voluto festeggiare con la CIA questo evento tipici da spiaggia che è dal 2019 che portiamo avanti. È chiaro che in questo momento di incertezza che noi stiamo vivendo a livello di spiagge italiane, a livello di concessioni demaniali italiane, con questo famigerato DL concorrenza che è in approvazione nei prossimi giorni, ci sta mettendo in un grande allarme e con una grande ansia. Noi siamo pronti però, lo dicevamo nei tavoli governativi, lo diciamo in tutte le occasioni ed anche oggi. Dobbiamo valorizzare quello che i concessionari in questi decenni, in questi 150 anni di attività e di spiagge attrezzate in Italia hanno valorizzato il turismo italiano, sono un fiore all'occhiello del nostro turismo. Senza la balneazione attrezzata italiana non esisterebbe il turismo balneare, quindi dobbiamo da un lato concedere alla concorrenza la possibilità di aprirsi al mercato e qui da parte nostra non c'è nessun problema, ma è chiaro che chiediamo al governo una tutela di quello che è stato l'investimento, una tutela di quello che è la volontà non solo di essere remunerati o risarciti nel caso in cui arrivi qualcun altro, ma soprattutto quello che sia la possibilità di restare a gestire il demanio marittimo, perché noi lo stiamo gestendo bene e voi l'avete dimostrato oggi, penso nei vostri servizi. Qui c'è un servizio di qualità e sulla qualità noi vogliamo continuare ad esistere. A proposito di qualità, il connubio agricoltura e turismo per voi deve essere vincente proprio in termini di qualità nella proposta ai turisti. Sì, proprio dal 2019 noi abbiamo cercato di dare questo tipo di indicazione, cioè la collaborazione fatta con CIA a livello nazionale e oggi a livello locale, regionale e locale ci sta permettendo di dare ai nostri ospiti la possibilità di degustare i prodotti tipici, quindi noi abbiamo una voglia di continuare ad essere sul territorio, sui territori, di dimostrare che i nostri servizi sono di qualità e migliorare la qualità attraverso l'informazione anche ai nostri turisti. Per noi venire qui a Chioggia, venire a mangiare un piatto di cozze, di vongole in riva al mare è un plus, non è solo noleggiare l'ombrellone e il lettino, ma è dare al nostro turista un'esperienza a 360 gradi, ormai si usa molto questo termine di esperienza, come qualcuno va negli agriturismi in collina, in montagna, venire al mare e poter degustare i prodotti tipici è una cosa fondamentale. Marta, se hai domande da studio? Ecco, un'ultima domanda, perché appunto lì siamo anche in quello che è definito l'orto del Veneto e d'Italia, anche perché sappiamo che l'area del Chioggiotto si contraddistingue proprio per una produzione
produzione orticola molto consistente e quest'anno tra Cuneo Salino e siccità è davvero difficile, è davvero critica la situazione. Una situazione critica, quella dell'agricoltura, che si riflette anche nella proposta che voi fate ai turisti. Beh sì, sicuramente quest'estate molto siccitosa, molto torrida, non ci sta aiutando. Noi abbiamo una situazione, l'avete detto bene voi, dell'agricoltura deficitaria con grossi problemi, cioè la siccità, la mancanza d'acqua sta creando veramente problemi e questa crisi un po' sotterranea da una parte sta rilanciando la possibilità e la volontà dei turisti di venire a godere qualche giorno di vacanza, dall'altra parte però limita molto gli spostamenti, per esempio guardiamo la crisi energetica, cioè venire al mare comunque costa per una famiglia e quindi noi dobbiamo continuare a mandare questo segnale, un segnale di vicinanza tra noi categorie turistiche. Un anno può andare meglio il turismo, un anno può andare meglio l'agricoltura, un anno meglio il mare, un anno va meglio la montagna, ma non è questo il tema è continuare a lavorare in sinergia per dare proprio alla nostra gente, al nostro popolo la possibilità di godere una vacanza. La vacanza per noi è fondamentale come per tutti, ce ne lavoriamo un anno intero e poi vogliamo godere una vacanza e quindi goderla tranquilla, con serenità, senza stress. Noi stiamo vivendo da molti anni, ritorno al tema del Bolkestein, questo stress di mancanza di certezza. Noi abbiamo bisogno di certezze, la certezza ha bisogno del turismo, la certezza ha bisogno dell'agricoltura, ha bisogno, come si diceva prima, di invasi, di possibilità di raccogliere l'acqua, di dare forza a queste piante, a questa frutta, a questa verdura e quindi se non abbiamo questo siamo destinati a scomparire, ma credo che ce la faremo. Ecco, allora proprio per questo ringrazio il vicepresidente del SIB, vado direttamente dal presidente del Veneto di CIA, quindi diciamo così dall'agricoltore nonché vicepresidente di CIA nazionale, Gian Michele Passalini. Oggi qui i balneari dicono funziona la squadra, funziona stare insieme, funziona promuovere agricoltura, territorio e turismo, però l'agricoltura in questo momento rispetto al turismo zoppica un po'. Zoppica in termini di valore purtroppo e soprattutto in termini del fatto che ci vengono meno quelle produzioni storiche legate al problema della siccità, al problema dei cambiamenti climatici. A questo si aggiunge una speculazione sui costi energetici e di tutta la parte di fertilizzanti che ci porta purtroppo ad arrancare. È chiaro che da questo punto di vista bisogna mettere dei correttivi, abbiamo purtroppo un governo che andrà a finire a settembre, abbiamo delle elezioni che avverranno per la nomina del nuovo governo, dobbiamo proporre appunto a chi si candiderà un programma da qui ai prossimi anni per poter anche risollevare queste situazioni di difficoltà. Ecco appunto, che cosa vi aspettate dalla politica dopo il 28 settembre? Ma innanzitutto ci aspettiamo che ci ascoltino, perché sarebbe già importante quello, perché noi che siamo il cosiddetto corpo intermedio, che abbiamo visto in questo periodo, soprattutto da quando c'è stata la pandemia, quanto importante sia stato avere delle relazioni che ti permettono di essere interconnesso con il territorio, in questo caso con le imprese agricole, è un punto di forza. Dopodiché i temi purtroppo sono assolutamente legati alla siccità, a quello che è tutta la parte di rincaro dei costi, a quello che è tutta la parte della normativa europea che probabilmente ci metterà in difficoltà anche sulle scelte, ad esempio penso al Nutri-Score, e poi è chiaro la possibilità di ridare una dignità e un reddito al ruolo dell'agricoltore. Ecco appunto, però l'agricoltura insieme al turismo hanno contribuito a far crescere il PIL in questo momento all'Italia, addirittura, come dire, a farci anche un po' sorridere perché i tedeschi invece sono rimasti al palo. Come continuare su questo trend ben sapendo che a settembre, come dicono molti, sarà un settembre di lacrime e sangue? Pensiamo che l'agricoltura, il sistema dell'agricoltura, quindi dei prodotti agroalimentari, oggi rappresenta il 10% del PIL nazionale, 6 miliardi e mezzo di controvalore. Beh, insomma, questo è un elemento da far capire alla politica e a chi si vuole mettere in campo. Cioè, se non si capisce questo, probabilmente non si è capito quella che è l'importanza che una regione come il Veneto, adottando un sistema integrato appunto di connubio, territorio, sostenibilità, ambiente, produzioni e politica, ha fatto di questo un asset. Se questo non viene capito, probabilmente qualche problema c'è. La politica forse non capirà delle cose, qui invece i turisti hanno capito molto bene quanto bene fanno i nostri prodotti e quanto bene fanno i nostri prodotti al nostro turismo. Beh, questo ci fa piacere perché poi i veri riconoscitori e quelli che poi hanno la borsa sono i consumatori. Noi speriamo che ne acquistino sempre di più, innanzitutto che li assaggiano, che li gradiscano, dopodiché che diventino anche i nostri clienti e li comprino quando vanno nei supermercati o nelle catene distributive. Marta, se hai domande da studio?
Ma io direi che possiamo anche salutarci, dalla regia mi chiamano la pubblicità, credo che insomma i temi affrontati siano davvero tanti ed importanti, e ti ringrazio davvero Lucio assieme a Nicoletta Rizzetto e ai tuoi ospiti per questo collegamento. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Marta, linea allo studio. Grazie. Allora, da Sottomarina di Chioggia abbiamo sentito il collegamento dei colleghi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Subito dopo torniamo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali con altre notizie di cronaca tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo una notizia politica che arriva con un comunicato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha annunciato di avere abbandonato il Movimento 5 Stelle. Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del governo Draghi, scrive D'Incà, e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle che oggi lascio. Avevo spiegato nelle sedi opportune, continua il Ministro, e anche pubblicamente i rischi ai quali avremmo esposto il Paese in caso di un non voto di fiducia nei confronti del governo Draghi. Una decisione a mio giudizio irresponsabile che non ho condiviso e che ho cercato di evitare fino all'ultimo istante, lavorando dall'interno del movimento con la speranza che prevalesse una linea di ragionevolezza e con l'unico obiettivo di mettere in sicurezza il Paese, proseguire con le importanti riforme che abbiamo realizzato in questi mesi ed ottenere le relative risorse economiche grazie alla spinta del movimento. Avevo anche avvisato, continua D'Incà, sul rischio di un'inevitabile frattura a cui avremmo esposto il nascente campo progressista dopo un lavoro che aveva coinvolto anche i territori da più di 2 anni fino alle ultime elezioni amministrative di giugno. Purtroppo hanno prevalso altre logiche e altri linguaggi che non possono appartenermi. Dopo 12 anni, conclude D'Incà, lascio quindi il Movimento 5 Stelle con profondo rammarico e dolore personale. Le nostre strade non sono più sovrapponibili. Il solco che si è scavato in questi ultimi mesi non mi consente di proseguire in questa esperienza per coerenza con le idee e i valori che ho portato avanti a livello nazionale e locale e che intendo continuare a sostenere. Queste le parole di Federico D'Incà, Ministro ai rapporti con il Parlamento, che appunto oggi ha lasciato il Movimento 5 Stelle. E noi proseguiamo ora con la cronaca, torneremo a parlare di politica più avanti a partire dalle 13:30 con diversi ospiti in studio. Nel frattempo appunto continuiamo con la cronaca che ci porta a Vicenza con dei controlli straordinari delle forze dell'ordine per soprattutto impedire il degrado e i bivacchi in tanti edifici abbandonati della città. Sentiamo. Degrado, bivacchi, ma anche edifici abbandonati all'attenzione dei controlli interforze disposti a Vicenza, da Campo Marzo a via Rattazzi, da via Faccio a viale 10 giugno. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno passato al setaccio i quartieri. Davanti ad uno stabile in disuso, oltre alla sporcizia, hanno trovato una siringa senza tappo, pertanto è stato fatto intervenire il servizio di nettezza urbana per le pulizie per rendere il sito sicuro. Controlli che sono proseguiti anche nei pressi dei portici di Vicenza, Corte dei Bissari, dove gli agenti hanno fatto allontanare i senza tetto che stazionavano, facendo lasciare il luogo pulito e nuovamente fruibile per il passaggio dei cittadini. Servizio ripetuto poco più tardi sotto i portici di viale 10 giugno che conducono alla Basilica di Monteberico. Complessivamente nel corso dell'operazione di polizia sono state identificate 55 persone, 21 delle quali con precedenti. Sono stati emessi dal questore un foglio di via con obbligo di rientro nel comune di residenza a carico
carico di una persona gravata da precedenti penali senza alcun titolo per restare nel territorio del comune di Vicenza. 2 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti. E torniamo a parlare della tragedia che ha sconvolto ieri pomeriggio il Bellunese con il decesso di un bimbo di neanche 2 anni. Ora l'autopsia dovrà fare chiarezza sulle cause di questa morte. Potrebbe essere che il bimbo, dopo aver trascorso delle ore al parco giochi con il papà, abbia ingerito qualcosa. Sentiamo. Longarone è sotto shock per la morte di un bambino che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo agosto. La tragedia si è consumata ieri dopo pranzo al parco della frazione di Codissago, dove il piccolo stava giocando con i coetanei sotto l'occhio vigile del papà, che d'un tratto si sarebbe accorto che il figlio respirava con difficoltà. Sospettando che il bambino avesse ingerito un corpo estraneo, l'ha caricato in auto per trasportarlo a tutta velocità al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore, dove è arrivato attorno alle 14 in codice rosso. Le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche. I sanitari dell'emergenza hanno preso in carico il bambino e avviato le manovre rianimatorie che purtroppo sono risultate vane. Il bambino è espirato alle 16, lasciando in un dolore che non si può raccontare a parole i giovani genitori, poco più che trentenni, e una comunità intera che non si capacita della disgrazia. Di fronte alla morte di un bambino di 2 anni sicuramente non ci sono parole, di estrema vicinanza verso i genitori. È chiaro che è una cosa che ha colpito tutti noi e ci rattrista profondamente. Le indagini sono svolte dai carabinieri. Sul caso la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo e disposto tutti i riscontri di rito. Per l'autopsia è attesa la nomina dell'anatomopatologo, che potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore. L'ULSS di Belluno con il suo personale si è stretta al dolore della famiglia, a cui ha assicurato ogni forma di sostegno necessario. Ed ora torniamo a parlare di incidenti stradali. Vedo che si è collegato il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, Marta, salve. Ecco, torniamo a parlare di incidenti stradali perché purtroppo abbiamo aperto proprio il nostro telegiornale con la notizia di un'ennesima tragedia che si è verificata questa mattina lungo il passante di Mestre tra i caselli di Martellago e di Preganziol. Una donna è deceduta, il marito è in gravi condizioni e i dati insomma che arrivano elaborati dall'osservatorio provinciale proprio sugli incidenti stradali sono in qualche modo abbastanza preoccupanti, sono relativi al 2021, no, Presidente Marcon, ma sappiamo come peraltro purtroppo i primi mesi di questo 2022 siano stati caratterizzati da un numero davvero molto elevato di incidenti, anche mortali. È così purtroppo. I dati del 2021 evidenziano 58 decessi da incidenti stradali e 1.419 gli incidenti. E eravamo scesi a 56, quindi ci sono 2 decessi in più rispetto a quel biennio. Ricordo che il 2020, l'anno della pandemia, non fa testo per i dati del centro di monitoraggio. È un tema sul quale si sta lavorando di concerto con diverse istituzioni. La provincia ha ricominciato ad investire in tema di sicurezza stradale con incontri di formazione presso le scuole provinciali e stiamo anche mettendo in pista un progetto assieme a una rete di istituzioni piuttosto allargata che verte su 2 filoni, uno sulla sicurezza in termini di infrastrutture, l'altro sulla sicurezza in termini di formazione della polizia locale, di formazione di portatori di interesse come le varie associazioni, piuttosto che tutti coloro che si impegnano o mettono a disposizione risorse per la sicurezza. Paghiamo il dazio di qualche anno di provincia ferma sostanzialmente, che non ha potuto investire nel tempo risorse rispetto a questo tema. Abbiamo un inizio anno 2022 che preoccupa,
Abbiamo il tema della distrazione come primo segnale, come primo indicatore di causa di incidenti che poi portano anche ai decessi. Purtroppo il tema dei device, dei telefonini, insomma, è diventato la fonte maggiore di distrazione e conseguentemente anche di incidenti stradali. Bisogna mai abbassare la guardia, io lo dico ogni qualvolta mi viene presentata l'opportunità di comunicare, attenzione perché non ti viene concessa una seconda possibilità nel momento in cui ti distrai alla guida. Non si può banalizzare, dobbiamo fare campagna di informazione a tappeto su questo problema che investe non solo i giovani ma tutti gli utenti purtroppo oggi che considerano magari il telefonino uno strumento compatibile con la guida. Assolutamente no, questo non è compatibile con la guida, bisogna tenerlo sempre presente questo. Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, no, Presidente, perché il fatto che la distrazione, diciamo, provocata dal cellulare sia da ascrivere tra la causa principale, fondamentalmente, di tutti gli incidenti che si verificano, fa riflettere parecchio, soprattutto per quanto riguarda le attività, diciamo, di educazione che si possono fare, a cominciare proprio dai più piccoli, a cominciare dai ragazzi. E in effetti, ma io so che sono le amministrazioni comunali che investono magari tramite la propria polizia locale in termini di sicurezza e come dicevo prima uno dei passaggi del progetto sul quale stiamo lavorando a più mani è proprio quello di formazione anche dei corpi di polizia municipale per capire e far capire che è importantissimo investire soprattutto nelle giovani generazioni, coloro che diventeranno adulti magari fra una decina d'anni oppure insomma nell'età di poter conseguire la patente, perché crescono con una consapevolezza diversa, crescono con la consapevolezza del pericolo, crescono con la consapevolezza che ad esempio non si può neanche camminare talvolta con le cuffiette, no? Gli incidenti che coinvolgono i pedoni sono molti, se sommiamo la distrazione anche del pedone, perché talvolta la sicurezza deve essere considerata anche quella passiva e quindi l'attenzione a evitare potenziali incidenti per causa di altri. Se sommiamo la disattenzione del pedone alla distrazione dell'automobilista il rischio raddoppia. Quindi insomma bisogna stare attenti a camminare in sicurezza per i pedoni laddove ci sono le piste ciclopedonabili, gli attraversamenti pedonali e bisogna tenere alta l'attenzione tutti, indipendentemente dall'età. Quindi anche là con le amministrazioni comunali che sono coinvolte nella formazione, io penso che riusciremo a breve, medio termine, a medio-lungo termine di dare un segnale anche ai ragazzi di cultura dell'utilizzo delle infrastrutture viarie in modo tale che anche attraverso la sicurezza passiva, la prevenzione, si vada a ridurre questa criticità del numero dei decessi che ci preoccupa purtroppo. Ecco, a fianco diciamo di questa attività come dire educativa e formativa nei confronti dei ragazzi c'è poi l'altra attività che riguarda nello specifico la provincia, che è quella degli interventi infrastrutturali, no? Sulla viabilità sulle strade quindi provinciali. In questo senso, Presidente, quali sono le attività in programma? Ora nel 2019, anzi nel biennio 2019-2020, a coordinarci e a coprogettare con le amministrazioni comunali le opere che servono a ridurre la pericolosità di alcuni settori della viabilità provinciale. Anche se apro una parentesi, in linea teorica le strade non sono di per sé pericolose, sono gli utilizzatori che le rendono pericolose, però alcune criticità insomma fabbisognano di interventi. E che cosa abbiamo fatto e che cosa stiamo facendo? Nel biennio 2019-2020 abbiamo messo a disposizione come risorse 7.500.000 euro che sommati alle risorse messe a disposizione dai comuni hanno dato risposta a 60 criticità
stradali, ripeto, coordinate e partite dal basso, concertate con i comuni. Loro hanno evidenziato quali erano le criticità maggiori sulle quali bisogna intervenire e siamo partiti, e oggi alcuni risultati già si toccano con mano, si vedono delle rotatorie nuove che sono state realizzate, piuttosto che percorsi ciclopedonali, piuttosto che alcune barriere magari rese più sicure. Abbiamo replicato questo bando nel biennio 2021-2022, mettendo a disposizione un totale di 11 milioni come ente provinciale, e sommati alle risorse dei comuni, il risultato qual è? Che in questi 4 anni sono stati fatti e andiamo a fare 130 interventi con risorse comunali e risorse provinciali per un importo di circa 50 milioni di euro. È un gran bel passo avanti e ribadisco, ci sono delle lungaggini burocratiche talvolta che rallentano la realizzazione delle opere, ma questa è una criticità tutta italiana, però si cominciano a vedere i risultati, li vediamo un po' in tutta la provincia, e questo conforta. I criteri che hanno ispirato quelle opere sono criteri basati sui dati di incidentalità, su istanze che arrivavano dal territorio, di messa in sicurezza, e credo di poter dire, non sentendo particolari lamentele dai sindaci tutti, credo che abbiamo fatto una buona azione che stia dando dei risultati. Certo, c'è un'altra domanda che le volevo fare che esula dagli incidenti, Presidente Marcon, ma che riguarda comunque la provincia di Treviso e la MOM in maniera particolare, che è quella relativa all'offerta appunto di un nuovo socio per la MOM, Autoguidovie Milanese. Che cosa rappresenterebbe per la società di trasporto pubblico appunto della marca trevigiana l'entrata di un socio? Perché si è deciso di aprire? Quali saranno, se andrà in porto questa operazione, diciamo le competenze che verranno come dire assegnate a questa nuova società? Allora, grazie della domanda, anche perché mi consente appunto di rispondere sul perché siamo andati in quella direzione. È un obbligo normativo che è stato imposto alle aziende come MOM dalla legge statale, quella di aprire al mondo del privato. Erano due le possibilità per poter ottemperare questo obbligo normativo: o mettere in gara tutto il servizio che fa MOM, tout court, e poteva potenzialmente insomma far entrare chiunque, oppure fare questa che si chiama gara a doppio oggetto, mettendo in gara anche lì sempre da norma un minimo del 30% del capitale sociale, e questo consentirà a MOM di ottemperare a quell'obbligo normativo facendo entrare capitale privato. E quindi questo è un primo passaggio sul perché siamo andati in quella direzione. Il secondo qual è? È un'opportunità, perché con questa partecipazione, con questo ingresso del privato, arriveranno delle risorse fresche, risorse nell'ordine di quasi 12 milioni di euro, che consentiranno a MOM di continuare a dare il servizio così come lo sta facendo. E ricordo sempre che la mobilità di marca, la nostra azienda di trasporti provinciale, è sempre citata a modello sia a livello regionale ma anche oltre i confini della nostra regione. Il nuovo socio avrà dei compiti ben definiti dal bando di gara, si occuperà della parte, mi sembra, logistica dei servizi di MOM stessa, e si andrà a ripesare un po' le quote di partecipazione degli enti pubblici. La provincia rimarrà comunque ente di maggioranza, con la quota di maggioranza all'interno di quella compagine. E quindi se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, anzi il bicchiere è sempre stato pieno, si è riempito adesso con questa manifestazione dopo alcune gare andate deserte. Sarà un'opportunità per poter dare la possibilità, ribadisco, alla nostra azienda di trasporti di continuare ad avere quelle performance che la elevano tra le prime in Italia. Abbiamo avuto anche poco tempo fa un riconoscimento a livello nazionale su come ci siamo distinti
con i servizi in tempo di pandemia, e colgo anche l'occasione per ringraziare il Presidente Colladon e tutto il Consiglio di amministrazione e tutti gli operatori di MOM che, indipendentemente dal periodo non proprio felice che stanno vivendo, non hanno abbassato la guardia e continuano a guardare al futuro con ottimismo. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro. Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso. Un saluto. Arrivederci. Arrivederci, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo andremo a Jesolo per parlare di sicurezza e non solo. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo subito a Jesolo, vedo che si sono collegati e li ringrazio per essere con noi. Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, e Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, cominciamo subito da lei, Sindaco, perché so che c'è stato ieri pomeriggio un vertice con il prefetto, no? Con il prefetto di Venezia, per fare il punto proprio sulla situazione sicurezza in città dopo i recenti episodi di violenza che hanno suscitato non poco allarme nella popolazione, tra i turisti e le categorie economiche. Che cosa avete deciso, Sindaco? Sì, buongiorno, intanto grazie per l'invito, perché ci date la possibilità comunque di far passare il messaggio più corretto possibile rispetto alla situazione di Jesolo. Ieri abbiamo avuto questo comitato ordine pubblico e sicurezza in prefettura, quindi alla presenza di rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. Ne è conseguita la volontà da parte di tutti gli attori di fare un ulteriore sforzo per elevare il grado di sicurezza sia effettiva che percepita della nostra città. Dico ulteriore perché comunque fino adesso noi siamo consapevoli degli sforzi fatti sia dal signor prefetto che dal questore per garantire ulteriori agenti di forze dell'ordine presenti sul territorio. Ieri, dopo un confronto fra tutti i vari rappresentanti, ne è uscita la notizia che dal 1° di agosto, quindi da lunedì, avremo sul territorio ulteriori 25 rinforzi delle forze dell'ordine a garanzia della sicurezza, divisi fra 15 carabinieri e 10 rappresentanti della Guardia di Finanza. Quindi un messaggio assai positivo, una risposta molto positiva del sistema alla situazione di Jesolo, anche se va detto, e questo è un messaggio che noi come città ci teniamo a dire e che non è pura propaganda ma è la realtà dei fatti, la situazione a Jesolo comunque è tranquilla, la sicurezza in città è garantita, Jesolo è sicura, tant'è che i dati che abbiamo anche analizzato in questi giorni rispetto alle presenze, rispetto anche agli incassi della tassa di soggiorno, ci fanno parlare di una stagione super a livelli uguali se non superiori al 2019, quindi il messaggio che vogliamo dare è che se la città è visitata con numeri anche record, significa che la città è sicura. Certo, una città visitata con numeri record, che significa anche però, Sindaco, ed è quello che voi, le amministrazioni, anche quella precedente, insomma, chiedono da molto tempo, è quello di adeguare quelli che sono gli organici ad una città che appunto durante l'estate arriva, mi dica lei, a quanti milioni di presenze rispetto a quello che si ha nel resto dell'anno. Quindi la risposta, no, deve essere adeguata. Esatto, questo è il secondo tema e che è una riflessione più di carattere politico. Il sistema a livello locale, anche la prefettura, il questore, tutte le forze dell'ordine stanno facendo realmente tutto quello che è in nostre forze per garantire la sicurezza nei nostri territori. La realtà è che purtroppo il sistema paese non riconosce la specificità delle destinazioni balneari. Noi come G20 spiagge, quindi come le spiagge più rappresentative dell'offerta balneare italiana, abbiamo elaborato una richiesta che è quella del riconoscimento dello status di città balneare. Cosa significa? Significa che in molti aspetti, e la sicurezza è uno di questi, purtroppo lo Stato non capisce, non riconosce che noi siamo città che per 6-7 mesi all'anno
sono realtà da 26.000 abitanti, per 4-5 mesi all'anno si trasformano in realtà che ospitano anche 200.000-300.000 persone nello stesso momento in città. Noi purtroppo affrontiamo questi 4 mesi con gli stessi strumenti e le stesse dotazioni che hanno le città da 26.000 abitanti, quindi noi chiediamo che questa specificità sia riconosciuta, chiediamo che le forze standard, quindi non i rinforzi, ma in via strutturale e ordinaria, le rappresentanze delle forze dell'ordine siano adeguate a quelle delle città capoluogo. Questa è una richiesta che noi facciamo e che sarà sempre più forte, e anche la concomitanza fra poco più di un mese delle elezioni politiche ci porta a porre questa istanza politica molto forte. Io, se avrò la possibilità di dialogare con i candidati parlamentari del nostro territorio, chiederò a loro un impegno per portare avanti questo tema, ed è anche un po' diciamo l'analisi che abbiamo fatto tutti a livello locale, ovvero che è necessario che le specificità di realtà come Jesolo siano riconosciute in via ordinaria da parte dello Stato. Ciò porta con sé, oltre al tema delle forze dell'ordine, anche la possibilità per noi sindaci di avere per le nostre polizie locali la possibilità di implementare gli organici e magari di dotarci di alcuni strumenti come il teaser, che normalmente vengono assegnate solo alle polizie locali delle città capoluogo o delle città con più di 100.000 abitanti. Ecco, Pierfrancesco Contarini, presidente dell'AIA, dal punto di vista degli operatori economici, quindi degli albergatori che ovviamente e fortunatamente stanno vivendo questa stagione davvero molto buona sul fronte degli arrivi, questi problemi insomma che si sono verificati sul fronte della sicurezza, in che maniera incidono nel vostro rapporto con il turista e che preoccupazione vi danno? Ci danno preoccupazione e sicuramente ci creano un danno d'immagine. Il fatto è stato riportato a grandi titoli sui mercati tedeschi e i mercati austriaci, però dobbiamo sicuramente ribadire che il caso è stato un caso isolato, è un caso che è capitato in quella serata e poteva benissimo avvenire in qualsiasi città, e questo ci porta a dire che con un presidio attento del territorio e soprattutto con questo aumento dei controlli e con i nuovi arrivi sia da parte dei carabinieri, dei finanziari e della polizia che sono sul territorio, sicuramente ci porterà ad una ulteriore sicurezza. Per quanto noi ribadiamo che il caso è sicuramente un caso isolato, è un caso che è capitato, che però non deve più avvenire. Quanto soprattutto i turisti d'Oltralpe siano particolarmente sensibili, no, a questo tema, la rilevanza che è stata data negli organi di stampa austriaci e tedeschi a questo episodio lo testimonia, superiore addirittura a quella che può essere stata data nelle nostre località, no? Sì, diciamo che sempre i giornali austriaci e tedeschi, quando c'è una negatività nel territorio, lo riportano a gran voce. È stato il caso delle meduse, è stato il caso delle baby gang, è stato il caso della sparatoria che è avvenuta. Noi più volte abbiamo ribadito e abbiamo dimostrato che la situazione è una situazione di completa sicurezza, tanto per quanto riguarda la balneazione, quanto per quanto riguarda la movida notturna, quanto per quanto riguarda la passeggiata serale che avviene. Non ci sono situazioni di grave contrasto, ci sono le forze dell'ordine che presidiano il territorio, c'è stato questo aumento, anche noi, come ha detto il sindaco, invochiamo quello che è lo status di località balneare proprio perché ci permetterebbe di garantirci tutti i numeri che servono per quella che è una grande città. Ricordiamoci che noi in estate diventiamo una grande città, le 200.000 persone che vivono a Jesolo sono una Treviso, una Padova, quindi di questo abbiamo anche necessità su tutti i servizi collaterali.
Venendo alla stagione, no? La stagione oggi appunto è il fine settimana che segna davvero l'inizio nell'altissima stagione. Abbiamo visto in apertura del nostro telegiornale le notizie sul fronte del traffico davvero molto intenso e sostenuto verso tutte le principali località di villeggiatura, quelle balneari in particolare della nostra regione. Come vi state preparando a questa invasione, tra virgolette, di turisti? Allora bisogna un po' sfatare il fatto che sia agosto il mese clou della stagionalità iesolana. Noi siamo già pronti da giugno e diciamo che stiamo vivendo un'ottima stagione. Luglio è stato, i numeri ce lo confermano, il nostro sistema di rilevamento su un campione di alberghi ci dice che abbiamo raggiunto il 70-75% di quella che era l'occupazione al 31 di luglio, a fine luglio diciamo, e si presenta un ottimo agosto. Quindi questo dimostra che ci stiamo preparando bene, le prenotazioni continuano a portare in alto quello che è il tasso di occupazione degli alberghi, che al momento si sta attestando intorno al 70-75%, ma sicuramente raggiungerà punte dell'80-85% nel periodo centrale di Ferragosto, e anche per la fine di agosto si preannuncia un buon numero di presenze nella località. Quindi possiamo dirci più che soddisfatti, con tutti i problemi relativi a quella che è l'aumento dei costi, a quello che può essere una parziale mancanza di personale nel territorio, però ci possiamo dire più che soddisfatti. Ecco, Sindaco De Zotti, ritornando alla questione sicurezza, c'è un altro aspetto che deve essere, a mio avviso, sottolineato. Abbiamo visto, al di là dell'ultimo episodio della sparatoria, no, che si è verificata nei giorni scorsi e che ha ulteriormente, come dire, alzato l'asticella dell'attenzione, è da anni, insomma, che il problema della sicurezza è soprattutto caratterizzato dalle cosiddette baby gang, quindi non si tratta di criminali incalliti, ma si tratta soprattutto di ragazzi giovanissimi che magari provengono dalla terraferma, quindi dai paesi dell'entroterra, dalle altre città venete, e che poi o in preda ai fumi dell'alcol piuttosto che a cos'altro, insomma, scatenano magari risse, episodi di questo tipo. Quindi ben vengano, diciamo, i controlli e la repressione, ma lei è un sindaco, no? Quindi credo che anche l'azione, come dire, preventiva ed educativa in questo senso sia fondamentale, soprattutto quando si parla di giovanissimi, di ragazzini. Sì, allora, l'altro lato di tutta questa questione, e ce ne accorgiamo più andiamo avanti con il tempo, è che un conto è il tema della repressione, delle norme, delle sanzioni, delle ordinanze che fanno parte della questione. L'altro grande tema è di carattere sociale. Noi siamo di fronte a un problema sociale emergente e sempre di più esponenziale, che è quello del disagio giovanile. Noi ce ne rendiamo conto e questo esplode, e probabilmente anche il post pandemia con diciamo così la chiusura forzata per i giovani per questo lungo periodo ha portato appunto all'esplosione con forza del tema. C'è un disagio giovanile molto forte, lo vivono le città, le grandi città, ma anche le città medie. D'estate questo problema si riversa nelle località balneari, abbiamo visto ad esempio i fatti di Peschiera del Garda, spesso coinvolge minorenni, spesso ma non sempre riguarda anche figli di immigrati, quindi seconde e terze generazioni. Dico non sempre perché non vorrei farne una questione nemmeno diciamo di etnia o che possa essere interpretata nel senso sbagliato, però c'è un problema sociale che spesso si connette anche con l'abuso di sostanze, sia di alcol che di sostanze stupefacenti,
noi ci accorgiamo che la soglia di tolleranza della società rispetto anche all'assunzione di droghe anche pesanti si sta drammaticamente abbassando, quindi questo non è una cosa che può risolvere un sindaco, non è una questione che può risolvere la polizia, ma è un problema che la società deve cominciare a porsi. Anche il tema dei messaggi sbagliati che diamo in fatto di droghe, quindi anche i messaggi della liberalizzazione, della banalizzazione dell'uso delle sostanze deve essere completamente rivisto. Quindi dobbiamo fare un grande sforzo come società, cercare di capire quali sono i motivi per cui questi ragazzi sfogano la propria personalità con atti di violenza nei confronti di terzi. Noi veramente assistiamo a degli episodi di violenza gratuita nei confronti delle persone, quindi c'è sicuramente una risposta che va data e è quella di sanzioni, perché oggi, e questo me lo raccontano le nostre forze dell'ordine, purtroppo quando noi interveniamo ad esempio come polizia locale nei confronti di giovani che fanno delle piccole rapine, dei piccoli episodi di violenza, li portiamo in comando. Purtroppo la certezza della pena in questi casi è molto molto lieve, chiamiamo i genitori e addirittura alle volte i genitori vengono a prenderseli e insultano e coprono di parole i nostri agenti. Quindi c'è realmente un problema, lo dobbiamo affrontare, dobbiamo cominciare a far capire in maniera chiara che se sbagli c'è una conseguenza, quindi la certezza della pena o la certezza comunque di una sanzione, e direi da qui cominciamo. E quindi anche il fatto che siamo in prossimità di un voto così importante come le elezioni politiche deve cominciare ad aggiornare l'agenda politica delle forze che si candidano a governare il nostro paese. Ecco, secondo lei una rete fra sindaci in questo senso, visto che abbiamo detto no, è purtroppo un problema che interessa l'intera società e che si è ulteriormente aggravato dopo i 2 anni di pandemia che hanno come dire rinchiuso questi ragazzi nelle proprie abitazioni, impedendo tutta una serie di rapporti sociali che quindi magari li portano a esprimere la loro aggressività in questi modi ovviamente da condannare e sbagliati. Potrebbe essere anche questa, come dire, un'ipotesi sul piatto, perché magari ora questi episodi, perché è estate, si verificano a Jesolo piuttosto che sul lago di Garda, quest'inverno si erano verificati più o meno nelle stesse modalità nelle città, a Treviso piuttosto che a Padova o a Verona. Quindi creare anche una rete tra i sindaci, tra le amministrazioni in questo senso potrebbe essere un aiuto, coinvolgendo la società civile, coinvolgendo la scuola, perché immagino che anche la scuola abbia un ruolo davvero molto importante. Sì, allora intanto mi permetta, prima di rispondere alla sua domanda, di fare il rovescio della medaglia. Però io vedo però migliaia di giovani ragazzi che non si avvicinano nemmeno a questo stereotipo, quindi a fronte di comunque una minoranza. Senz'altro e per fortuna, naturalmente. Abbiamo moltissimi giovani a Jesolo, sia jesolani che visitatori, che si divertono in maniera sana, responsabile, rispettosa di se stessi e degli altri, quindi questo è anche un messaggio che va dato. Noi come sindaci effettivamente abbiamo ben chiara l'esigenza di fare rete, ce l'abbiamo sul tema turistico, quindi noi abbiamo 2 aggregazioni che sempre di più si stanno sviluppando. Una è la conferenza dei sindaci della costa sotto la guida della collega e amica Roberta Nesto, sindaco di Cavallino. Noi realmente stiamo facendo un grosso lavoro per condividere esperienze, condividere idee, soluzioni e problemi comuni. E poi abbiamo quel grande tavolo che è il G20 Spiagge, che in tutta Italia ci permette di portare avanti temi quali appunto lo status di città balneare, ma in generale io sono ben consapevole che sempre di più le amministrazioni locali, i sindaci devono riuscire a fare rete, perché la condivisione delle esperienze, delle informazioni, ma anche semplicemente il fatto di aggregare tante realtà permette di portare una voce molto più forte, molto più pesante nei tavoli competenti. E anche il tema dello status di città balneare finalmente è approdato con un'idea di disegno di legge in Parlamento, grazie al fatto che milioni di presenze e 20 spiagge italiane si sono unite per far passare questo concetto. Quindi credo realmente che una parte della risposta al problema sia dato anche dall'azione sinergica e congiunta dei sindaci.
Certo, senz'altro. Pierfrancesco Contarini, ritornando per chiudere questa carrellata su Jesolo al turismo in questa stagione, no, che dicevamo è davvero molto, molto buona, insomma, con dei numeri addirittura superiori a quelli del 2019, sicuramente in questi ultimi anni hanno profondamente cambiato la nostra società e anche il nostro modo di fare turismo. Dal vostro osservatorio, com'è cambiato il turista e quali sono ora le nuove richieste che i turisti fanno anche alle strutture e alle località di villeggiatura? Il turista è sicuramente diventato ancora più esigente perché si accorge che la quota che ha destinato alle vacanze deve essere spesa nel miglior modo possibile. Diciamo che notiamo una riduzione di quella che è la permanenza media, fanno meno giorni, ma questo era un trend che già negli anni si era evidenziato, fanno meno giorni anche perché forse timorosi della situazione Covid, che è comunque ancora oggetto di discussione, oggetto di paura, e quindi preferiscono fare 3, 4, 5 giorni e poi tornare durante più volte nella stagione. Notiamo che sempre di più il trend della notte e colazione rispetto alla stagione completa, che ormai è quasi comparsa, nessuno quasi più fa colazione, pranzo e cena, quindi si è spostata verso la mezza pensione, ma il 50% di quelle che sono le nostre prenotazioni si volgono alla notte e colazione. Il cliente esce, ristorazione veloce, ristorazione più attenta, sceglie quello che vuole per quella serata. Cos'altro? Sono molto legati a servizi specialistici, sempre più sono accompagnati dal loro animale, quindi possiamo avere ed abbiamo forte richiesta di famiglie con il loro cane. Abbiamo poi sempre il tema della disabilità, quindi anche lì un'attenzione particolare al mondo della disabilità. E la famiglia resta comunque il perno, il centro delle nostre prenotazioni. La notturna fortunatamente in ripresa a Jesolo quest'anno, grazie anche all'apertura delle discoteche che sono state veramente penalizzate negli ultimi 2 anni, ha portato anche qui alla crescita del mondo della notte. Quindi più sfaccettature che sicuramente permettono una soluzione a tutti i target che si rivolgono a Jesolo. Certo, io vi ringrazio allora per essere stati con noi e per averci aiutato a chiarire le cose e anche a lanciare dei messaggi corretti su quanto sta accadendo nella città di Jesolo. Grazie quindi a Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, e a Pierfrancesco Contarini, presidente dell'AIA. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ecco, noi ora proseguiamo il nostro telegiornale tornando sul Carso. Vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni di come l'incendio sia ripreso, costringendo anche all'evacuazione di alcune frazioni. Vediamo quindi il servizio con il punto a questa mattina. Ecco, dobbiamo avere il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Trieste. Era drammatico perché ho visto dalle finestre il fuoco alle 3:30 quando ci hanno svegliato i carabinieri. Vedere anche il fuoco, noi purtroppo lo vediamo benissimo. Dietro casa era come averlo a casa. Ha visto le fiamme vicino a casa sua? Tanto, mamma, tanta paura, sì. Sono tornati alle loro case gli abitanti del Carso Isontino, rimasti sfollati per 3 giorni dopo gli incendi tra San Michele e San Martino del Carso, De Vetacchi e Gabria. Circa 400 persone erano state svegliate nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì scorsi dalle chiamate dei carabinieri che intimavano loro di prepararsi a evacuare il paese. Vigili del fuoco e protezione civile hanno ripristinato le condizioni di sicurezza
sicurezza, ma rimane il preallarme e i cittadini devono restare pronti a eventuali nuove evacuazioni. La situazione è in netto miglioramento, ha riferito il sindaco di Savogna di Sonzo, Luca Pisc, e quindi i compaesani possono tornare a casa. Le aree interessate dal rogo restano tuttavia vietate ai non residenti. Rimane dunque in vigore l'ordinanza emanata dai sindaci del Carso ieri, quando la zona degli incendi è stata interdetta a tutti, anche ai giornalisti. Il provvedimento vuole in qualche modo scongiurare la presenza di curiosi e di piromani, visto che l'ultimo rogo scoppiato sembra attribuirsi all'intervento dell'uomo. Motivo per cui le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire eventuali responsabili di un folle gesto. Nel corso della giornata i vigili del fuoco hanno proseguito con le bonifiche dei focolai residui, anche per individuare eventuali bombe inesplose della Grande Guerra. Negli 11 giorni di rogo sul Carso si sono udite decine di detonazioni causate proprio dall'incontro tra il fuoco e gli ordigni bellici. Questa dunque è la situazione nel Carso. Gli sfollati, avete sentito, possono ritornare a casa. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo torneremo in diretta con la nostra pagina politica, meteo e pubblicità, quindi a tra poco. Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Dopo il passaggio perturbato, la pressione atmosferica torna ad aumentare. Sarà un weekend tra sole e locale instabilità. Vediamo il dettaglio di sabato 30 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio maggiori addensamenti in montagna con occasionali rovesci temporaleschi, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e dalle ore pomeridiane non si escludono locali rovesci sui rilievi, in serata tempo più stabile con maggiori schiarite. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime intorno ai 27-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui temporanei annuvolamenti al primo mattino, poi sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo e... Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo alla pagina politica che è contrassegnata quest'oggi da una notizia che vi abbiamo riferito poco fa, che riguarda il nostro territorio e le dimissioni dal Movimento 5 Stelle del ministro Federico D'Incà. Per parlare di politica abbiamo in collegamento, e li ringrazio per essere con noi, Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, e Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico. Tra poco dovrebbe raggiungerci anche Raffaele Speranzon, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio regionale del Veneto. Buongiorno intanto e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, alleanze e candidature, il tempo ormai stringe e si stanno delineando anche dei nuovi equilibri politici che potrebbero interessare anche il nostro territorio. Naturalmente. Nicola Pellicani, il PD sta continuando a lavorare per questo campo progressista senza, a quanto pare ormai certo, il Movimento 5 Stelle, ma che ora con le dimissioni del ministro D'Incà potrebbe anche arricchirsi di un'altra figura, secondo lei?
Questo non lo so, di certo il ministro D'Incà ha dimostrato coerenza per quanto ha fatto nel corso di questa legislatura. Non dimentichiamo che noi siamo stati alleati con il Movimento 5 Stelle per una parte della legislatura. Dopodiché è chiaro che con quello che è successo, che non va dimenticato, va detto che noi siamo qui in questa campagna elettorale, in un momento drammatico per il Paese, perché per motivi diversi, ma il Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia hanno deciso di staccare la spina al governo Draghi, dimostrando disprezzo e disinteresse per i problemi dei cittadini, tant'è che per la prima volta nella storia della Repubblica il Parlamento è convocato anche in queste settimane a Camere sciolte per convertire decreti indispensabili, urgenti, per dare risposte alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, tema di crisi energetica, caro bollette e quant'altro. Sappiamo i termini della crisi che stiamo attraversando dovuta alla pandemia ancora in corso e alla guerra in Ucraina. Per cui siamo qui per questi motivi, quindi le alleanze che noi stiamo costruendo adesso attorno al Partito Democratico, che si sta dimostrando forza non solamente responsabile ma anche solida, anche in base agli ultimi sondaggi elettoralmente, intorno al PD costruire un campo di alleanze che consenta di fronteggiare la destra, perché non esiste più un centrodestra, esiste una destra con Forza Italia e Lega che sono caduti in braccio alla Meloni. Ecco, quindi diciamo costruire questo campo progressista che potrebbe allargarsi alle forze di centro. Abbiamo sentito che proprio in queste ore Calenda ha detto con il suo Azione, no, nel quale peraltro sono confluite le altre due ministre fuoriuscite da Forza Italia che sono appunto Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. Calenda ha detto entro lunedì decideremo sulle alleanze. Per quanto riguarda Italia Viva, quindi in questa posizione come si colloca? Daniela Sbrollini. Ma noi siamo stati chiari fin dall'inizio, siamo quelli che hanno voluto Draghi al governo, hanno voluto il presidente Mattarella nuovamente al Colle e quindi è chiaro che c'è una linea di coerenza politica che noi intendiamo mantenere. È accaduto un fatto gravissimo qualche giorno fa con la caduta appunto del governo Draghi a causa dei 5 Stelle, della Lega e di Forza Italia, ma oggi serve però serietà e responsabilità rispetto ai grandi problemi che sono stati citati anche dal collega Pellicani. Anche noi prossima settimana decideremo non solo sulle alleanze, sulle candidature, ma abbiamo appunto provvedimenti al Senato importantissimi, tra cui il secondo decreto aiuti, che vuol dire 14 miliardi da destinare appunto alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. C'è la riforma fiscale, c'è il DDL concorrenza, ci sono provvedimenti che sono fondamentali per l'azione riformatrice che aveva intrapreso questo governo. Noi quindi come Italia Viva abbiamo avuto una posizione sempre molto onesta, abbiamo detto le alleanze si costruiscono sui programmi, sui contenuti e oggi mi pare di vedere un quadro molto complicato, mi pare di più una sorta di ammucchiata tra chi vuole fare più numeri per avere qualche seggio in più, ma mettere assieme forze politiche che non hanno convergenza sui programmi. E a me dispiace perché io che provengo anche dal Partito Democratico, vedere Letta che qualche giorno fa ha detto che la sfida oggi è tra loro che sono la sinistra e la destra. Questo a me pare veramente incredibile perché non si può radicalizzare lo scontro, ideologizzare lo scontro fra destra e sinistra. C'è uno spazio importante di persone che credono nelle riforme, che non è soltanto il partito di Italia Viva, certamente guardo al centro, guardo a Calenda in primis, ma non comprendo
come il Partito Democratico possa tenere assieme da Di Maio a Fratoianni figure, forze politiche che hanno votato anche contro la fiducia al governo Draghi. E quindi noi siamo stati molto chiari. Noi andremo con queste forze politiche che vogliono continuare a lavorare sulla direzione intrapresa dal Presidente Draghi. Ecco, il convitato di pietra è Draghi, che ovviamente è stato, diciamo, un po' tirato per la giacchetta, no? in questi ultimi giorni da diverse forze politiche. È chiaro che però si sta creando poi questa rete di alleanze per cercare, come dire, di creare un fronte comune, no? Pellicani in tutta l'area progressista del centro-sinistra. Se si procederà invece, come mi pare di capire anche dalle parole della senatrice Sbrollini, divisi, che scenario si prospetta secondo lei? Ma questo lo vedremo. Comunque va detto innanzitutto che Letta ha detto una cosa diversa, non ha detto si va con la sinistra o si va con la destra. Letta ha detto che bisogna creare un fronte che, ispirato all'europeismo innanzitutto, alle riforme fatte da Draghi, che in campo economico, finanziario, credo che quella sia l'agenda che resterà, ma con un profilo chiaro, che è quello appunto che il Partito Democratico ha nella sua agenda. Ce l'aveva nel governo, ma quello che è appena caduto era un governo di larghe intese cosiddetto, dove ognuno portava un suo pezzettino, un suo contributo. Adesso abbiamo l'occasione per mostrare il nostro profilo progressista, certo di sinistra, che significa avere a cuore innanzitutto i temi del lavoro, dell'ambiente, della scuola, dei giovani, il tema dei diritti. Questa è la nostra agenda che emergerà con chiarezza ed è in base al nostro programma che noi andremo in cerca degli elettori, sapendo che i sondaggi di oggi non saranno quelli di domani. Siamo di fronte a una stagione che già le scorse elezioni hanno dimostrato che l'elettorato è molto mobile, c'è un campo di astensionismo larghissimo, e quindi io credo che la partita sia aperta, perché da una parte sì, c'è una forza che improntata, incardinata nel programma del Partito Democratico, aperto ovviamente al contributo delle forze che ci vorranno stare, ispirato ai temi che prima citavo. Dall'altra c'è la destra della Meloni, che certo ci porta fuori dai binari dell'europeismo, e questo è il grande discrimine sul quale costruire un perimetro il più ampio possibile per cercare di combattere e sconfiggere la destra. Io credo che la partita sia aperta e che ci siano ampi margini per poter contare su un'affermazione del Partito Democratico e del fronte progressista. Su questo io credo che ci siano appunto tutti i margini per vincere le elezioni e per affermare un governo che sia in continuità con quello che è stato fatto in questi ultimi mesi e soprattutto sia in coerenza con le grandi forze europeiste, penso alla Francia, penso alla Germania, che sono ovviamente alternative ad Orban, a Le Pen e compagnia bella. Ecco, vedo nel frattempo che si è collegato Raffaele Speranzon, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto. Buongiorno Speranzon. Buongiorno a lei. Grazie per essere con noi. Allora, vengo quindi subito da lei. Si è arrivati a questa ormai radicalizzazione, diciamo, dello scontro Partito Democratico per il centrosinistra, Fratelli d'Italia per il centrodestra, con il centrodestra appiattito, così come dicono, su Fratelli d'Italia? Ma non vedo né radicalizzazione dello scontro né tantomeno l'appiattimento del centrodestra su Fratelli d'Italia. È normale che all'interno di una coalizione, come è successo anche in passato, il peso delle singole forze politiche che la compongono nel corso degli anni possa variare per mille fattori, per la sensibilità mutata da parte dell'elettorato, per cui in questo momento i sondaggi attribuiscono a Fratelli d'Italia un consenso superiore
a quello della Lega e a quello di Forza Italia. In passato è successo in tante occasioni in cui Forza Italia era la forza politica, il partito trainante del centrodestra, in altri momenti è stata la Lega a essere il partito trainante del centrodestra, in questo momento grazie anche alla propria leader è Fratelli d'Italia. Ecco, ringrazio la regia che hanno mandato questo titolo, no? Collegi della discordia, malumori nel centrodestra, perché nel territorio, in particolare nel Trevigiano, c'è parecchio malumore all'interno delle file della Lega per quanto riguarda la distribuzione dei collegi, quella che sembra essere stata la distribuzione dei collegi tra le varie forze politiche, che vedrebbe fortemente penalizzata la Lega in quella che è la sua tradizionale roccaforte nella nostra regione. Devo rispondere io su questo? Sì. Beh, guardi, allora io per quanto riguarda i collegi uninominali o i collegi in generale non ho informazioni precise, per cui non so se questi malumori nascano da paure fondate oppure semplicemente da una situazione in evoluzione che ovviamente, avendo determinato un cambio, diciamo, dal punto di vista del peso delle varie forze politiche e anche una riduzione sensibile del numero dei parlamentari come effetto appunto della scelta della stragrande maggioranza dei cittadini italiani che hanno appunto votato per la riduzione del numero di parlamentari, è chiaro che qualche parlamentare forse non potrà essere ricandidato, ma questo insomma non è un malumore. La democrazia è bella per questo, anche perché ogni tanto c'è anche un cambio determinato comunque dalla volontà popolare, per cui poi non so adesso nel dettaglio a cosa si riferiscano le persone che in questo momento stanno avendo dei malumori. Ecco, ad un numero inferiore di seggi rispetto naturalmente a quelli del passato, rispetto a quelli che sono i candidati uscenti, a vantaggio di Fratelli d'Italia. Guardi, la questione è semplice, questa legge elettorale andrebbe cambiata, noi non l'avevamo votata, il senatore Rosato quando l'aveva proposta non ha trovato da parte di Fratelli d'Italia il sostegno. Proprio perché riteniamo che sia una legge che sostanzialmente non permette ai territori di scegliere i propri rappresentanti, ma mette a capo dei leader nazionali la possibilità di determinare poi anche gli eletti nel Parlamento nazionale. Se ci fossero elezioni con un sistema elettorale diverso, ci sarebbe la possibilità di misurarsi con il consenso, però voglio ricordare agli amici della Lega che è inevitabile che possano avere qualche seggio in meno rispetto alle passate elezioni, perché per l'appunto il numero dei collegi è sensibilmente ridotto e quindi è inevitabile anche che ci siano meno collegi a disposizione per tutti i partiti, peraltro. Per cui vedremo credo francamente che agli elettori di queste cose interessi poco, ecco. Ecco, vediamo appunto a che cosa interessa agli elettori. Nella nostra prima parte del telegiornale abbiamo fatto una carrellata tra le varie categorie economiche del nostro territorio, dagli imprenditori agli agricoltori, ai ristoratori, per sentire dalla loro viva voce quelle che sono le richieste alla politica in questo momento così delicato e difficile per il nostro paese. E diciamo il coro sostanzialmente è unanime, tutti chiedono innanzitutto di essere ascoltati e chiedono alla politica di mettersi dalla loro parte, di mettersi dalla parte dei cittadini, di una politica che sentono sempre più lontana, e chiedono soprattutto certezze e stabilità per poter continuare a lavorare tranquillamente, per poter programmare gli investimenti, per poter programmare le attività delle loro aziende, delle loro imprese. Ecco, in questo senso i programmi dei vari schieramenti. Comincerei dalla senatrice Sbrollini. Anzi, la ringrazio dottoressa per questa domanda, perché come dicevo all'inizio noi continueremo le riforme iniziate dal governo Draghi,
Prima di tutto siamo stati come Italia Viva quelli che hanno proposto una petizione che ha raccolto oltre 100.000 firme per non far cadere il governo Draghi, proprio perché abbiamo parlato prima di provvedimenti che sono necessari, fondamentali per riprendere la crescita in questo Paese. Abbiamo accompagnato le categorie produttive, economiche, anche di questa regione che con molti appelli, anche gli appelli dei sindaci che sono partiti anche dal Veneto per chiedere che il governo continuasse a lavorare, anche perché comunque tra qualche mese ci sarebbe stata la scadenza naturale. Però avremmo potuto mettere intanto in sicurezza la legge di bilancio, che è una legge fondamentale per il nostro Paese, e soprattutto le risorse del PNRR, perché sappiamo che ci sono altre risorse che non sono ancora arrivate e quindi abbiamo bisogno di avere stabilità, abbiamo bisogno di autorevolezza, di essere credibili agli occhi dell'Europa e del mondo, e Draghi garantiva questo. C'è una responsabilità anche trasversale delle forze politiche che proprio da questo periodo difficilissimo, prima con il Covid, la guerra, le difficoltà economiche, hanno bisogno di avere delle certezze. Quando le categorie fanno un appello affinché si rimanga uniti e si possano dare risposte di serietà, hanno ragione, perché guardi, la politica, come purtroppo spesso accade, soprattutto guardando ad alcuni schieramenti, ha cavalcato, soprattutto la destra, ha cavalcato le proteste, le paure, le incertezze, ma la politica non deve cavalcare la protesta, la politica deve dare soluzioni ai problemi, alle difficoltà. Noi per esempio abbiamo chiesto di abolire il reddito di cittadinanza riproponendo una legge che stava funzionando bene, che è il reddito di inclusione sociale. Significa che le risorse economiche vengono erogate direttamente dai comuni, perché i comuni conoscono quali sono le famiglie in difficoltà. E all'interno però di questo c'è anche il finanziamento per la formazione obbligatoria, per inserire le persone nel mondo del lavoro, e quindi non dare invece un messaggio che in qualche modo è meglio stare a casa e avere un bonus o un reddito di assistenza, di assistenzialismo. Allora tutti questi messaggi che sono stati dati sono messaggi che vanno nella direzione opposta rispetto ad una regione grande, importante, che traina anche il resto dell'Italia ed è fortissima anche in Europa. Allora a me non interessa la bagarre, lo scontro tra chi prenderà un collegio in più all'interno della destra, anche perché avete visto Forza Italia sta sempre di più crollando. La Lega evidentemente ha molte difficoltà tra le varie correnti. La Meloni fa giustamente il suo gioco perché è l'unica che è stata all'opposizione e quindi è stata l'unica che ha sempre chiesto di andare al voto. È inconcepibile invece quello che sta succedendo negli altri schieramenti. Ecco perché penso che le persone dovranno scegliere prima di tutto di andare a votare e di votare per quelle proposte riformiste che vogliono riportare l'Italia al centro dell'Europa e del mondo. Su questo tema, sui programmi e le richieste delle categorie e delle persone. Esattamente, quello che appunto stavo dicendo. No, chiedevo all'onorevole Pellicani ora la posizione del Partito Democratico. Certo. Ribadisco appunto l'irresponsabilità e il disinteresse dimostrato dalle forze che hanno deciso di staccare la spina al governo Draghi a pochi mesi dalle elezioni naturali che sarebbero state in primavera, di fronte alle necessità di adottare provvedimenti urgenti come quelli appunto che stiamo votando nonostante le Camere siano sciolte, la legge di bilancio e quant'altro. Quindi il Partito Democratico col fronte progressista andrà in campagna elettorale mostrando innanzitutto il suo programma. I cittadini hanno capito l'irresponsabilità che
chi ha deciso di far cadere il governo in questo momento, e mi pare di avvertire una grande apertura di credito nei confronti di chi appunto invece ha dimostrato responsabilità ed ha un programma serio. Noi non è che l'agenda Draghi è definita per quel che riguarda la situazione economico-finanziaria, che non può che essere una strada obbligata a seguire appunto le riforme imposte dal PNRR se non vogliamo buttare al vento 220 miliardi di investimenti per il nostro Paese. Dopodiché in cima alla nostra agenda, come dicevo, c'è il lavoro, ci sono le riforme a favore dei lavoratori e a favore delle imprese. Quando si parla di lavoro non si parla solamente delle classi più fragili, che certo hanno bisogno di più tutele, di più garanzie, di un nuovo welfare, ma si parla anche di impresa. Gli imprenditori l'hanno capito soprattutto nel Veneto, abbiamo letto le dichiarazioni degli industriali, degli artigiani, anche loro sconvolti rispetto a questa decisione repentina del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, anzi della destra e del Movimento 5 Stelle, che per presunti calcoli di convenienza elettorale hanno deciso di andare subito al voto. Vedremo come sarà, cosa decideranno gli elettori, perché i sondaggi di adesso sono solamente assicurazioni sul passato, la campagna elettorale inizia adesso e l'elettorato, come dicevo, ha dimostrato di essere molto mobile nelle ultime stagioni e c'è un campo larghissimo di astensionismo su cui lavorare. Noi siamo ottimisti e siamo convinti che gli italiani sceglieranno una coalizione che punta a restare sui binari dell'europeismo, sui binari della responsabilità e legati ai paesi tradizionali che sono sempre stati i nostri partner. Mi riferisco alla Francia, mi riferisco alla Germania e non certo all'Ungheria di Orban o piuttosto altri paesi che hanno scelto la linea del sovranismo e sono usciti dal solco dell'europeismo. Quindi noi punteremo sul lavoro, sull'ambiente. Transizione ecologica non significa solamente tutela dell'ambiente, ma significa proprio una rivoluzione industriale innanzitutto, perché chi pensa che noi siamo di fronte a una semplice emergenza in cui una volta passata l'emergenza si torna come era prima, non sarà così. Perché vuoi per la pandemia, vuoi soprattutto per la guerra in Ucraina che ha sconvolto gli equilibri geopolitici, nulla sarà come prima e per cui è necessario ripensare un modello di sviluppo improntato appunto sull'ambiente, sulla transizione ecologica e quindi questo implica un nuovo modello di sviluppo. E poi la grande attenzione per i giovani, per i diritti e per la scuola, per la formazione, perché questo è il nostro futuro. Intorno a questi punti programmatici noi ci presenteremo davanti agli elettori e siamo convinti che al 25 di settembre le urne ci daranno ragione. Speranzon. Ma guardi, innanzitutto io voglio ricordare a me stesso, agli altri suoi ospiti e ovviamente agli elettori che negli ultimi 10 anni, in 9 degli ultimi 10 anni, il Partito Democratico e la sinistra ha governato l'Italia. Quindi se da parte degli elettori c'è il riconoscimento di una grande capacità riformatrice, di tutela di quelli che sono i diritti dei lavoratori, di supporto per creare le occasioni per le imprese artigiane o industriali di poter crescere, di difesa del potere e del valore dell'economia, della moneta, della riduzione dell'inflazione. Insomma, se da parte degli elettori ci sarà il riconoscimento di tutti questi avanzamenti dettati per l'appunto dal grande senso di responsabilità e dalle capacità dei governi che si sono susseguiti negli ultimi 10 anni, certamente il Partito Democratico uscirà vincitore dalle elezioni, perché potrà intestarsi tutti questi successi. Se invece, come invece prevedo io, da parte dell'opinione pubblica ci sia voglia di cambiamento rispetto a quanto è accaduto in questi anni, e non mi riferisco soltanto alla guida politica, ma al metodo, e cioè all'idea che chi governa possa avere idee completamente diverse, programmi completamente diversi. Poco fa la senatrice onorevole, perdoni che non ricordo se senatrice onorevole Sbrollini, diceva
che gli italiani non hanno capito, gli artigiani e i commercianti e gli industriali non hanno capito per il senso di responsabilità di chi ha fatto cadere un governo che ha fatto delle riforme o che stava facendo delle riforme importanti, e poi ha ricordato che uno dei punti programmatici del suo partito è quello relativo all'abolizione del reddito di cittadinanza. Allora io vorrei capire se la senatrice, quando veniva posta la fiducia da parte del governo su provvedimenti che prevedevano il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, ha votato contro come gli esponenti di Fratelli d'Italia oppure ha votato a favore. Ecco, lei capisce? Lei ha votato contro. Lei ha votato contro, per cui le riconosco la coerenza. Però il mio partito, non soltanto la sottoscritta, perché noi siamo stati sempre contrari al reddito di cittadinanza. Ma allora cosa ne dice di un governo che in questi anni, visto che ha definito il governo dei migliori, un governo che doveva assolutamente restare in piedi, aveva come ministro degli esteri a rappresentare gli interessi italiani un uomo come Di Maio, aveva come ministro degli no, ma non volevo fare adesso. È il partito che ha messo Draghi al governo un anno fa, non il Conte 1 o il Conte 2. No, ma vede, il problema è che la gente è stufa dei tatticismi. Guardi, le dico una cosa, allora, se c'è una cosa di cui credo che gli elettori siano stanchi, sono i tatticismi e gli opportunismi del palazzo. Io credo che l'opinione pubblica oggi voglia una classe politica che si assume la responsabilità di mantenere la posizione rispetto ai temi che tratta, le posizioni che ritiene di difendere, e quindi per il bene dell'Italia, se c'è la ricerca della stabilità, non possiamo pensare di continuare ad avere governi che all'interno contengono tutto e il contrario di tutto, perché non è attraverso io vedi non ti ho interrotto, però mi fa piacere che il mio intervento provochi le interruzioni da parte degli altri. Io non è che pongo le domande, siccome allora ritengo che da parte degli elettori e da parte dell'Italia ci sia la necessità di avere un governo coeso, fatto da forze politiche compatibili, che su molti temi che riguardano la giustizia, l'immigrazione, l'integrazione, la sicurezza, l'economia, la scuola, l'istruzione, la famiglia, il lavoro, abbiano posizioni compatibili, perché altrimenti succede quello che abbiamo visto in questi anni, il teatrino, dove le forze politiche che compongono lo stesso governo fingono di avere posizioni alternative l'una all'altra per poi non produrre nulla di buono, perché poi alla fine, quando c'è una forza che va in una direzione e una forza di uguale misura che va in direzione opposta, ci sta fermi, non si muove in nessuna direzione. Quindi aspetti, se vi sovrapponete non vi sentiamo, se vi sovrapponete i telespettatori da casa non riescono a capire. Speranzon, volevo dirle, ma a proposito si parlava prima di europeismo e di atlantismo, lei come e quindi Fratelli d'Italia come giudica quelle che sono le ultime, non la sentiamo se parlate uno sopra l'altro, le recenti insomma notizie che sono uscite circa i legami con la Russia, i rapporti con la Russia sia della Lega che di Forza Italia. Allora guardi, finché erano al governo con Draghi, la Lega e Forza Italia, tutti questi legami con la Russia non davano fastidio ai loro alleati di governo. Noi come Fratelli d'Italia siamo sicuri che riusciremo a essere la forza politica più forte nel centrodestra e a guidare anche i nostri alleati su posizioni filoatlantiste, perché Fratelli d'Italia senza alcun tentennamento fin dall'inizio e da sempre ha posizioni filoatlantiste, per cui noi siamo per la NATO, per la difesa degli interessi dell'Ucraina, se serve anche per il sostegno nei confronti di quell'aggressione che c'è in atto in questi anni. No, guarda, noi da sempre, guarda, anche quando tu magari tu ti favi per i carri armati russi che entravano a Budapest o a Praga, nessuno, guarda, ma magari amico dell'ex presidente della Repubblica Napolitano
che aveva quelle posizioni. Noi siamo sempre stati contro i carri armati rossi e sempre stati dalla parte dell'atlantismo, dalla NATO. Non abbiamo mai fatto manifestazioni per uscire dalla NATO. Ma siete anti-europeisti, l'avete sempre detto. No, siamo filo-europeisti, ricordando che all'interno dell'Europa, bisogna vedere, perché la parola Europa, guardate che qualcuno se ne appropria in modo del tutto... No, noi siamo con Meloni. Noi siamo con Meloni. Meloni italiana. Sì, Orban è del Partito Popolare, al quale appartiene per esempio il partito di Renzi, magari, o anche magari Calenda, magari ambisce a far parte del... Per cui Orban non fa parte, a parte il fatto che Orban comunque, al di là di tutto, non so se in Ungheria vengono massacrate le persone per strada e non so se sia la peggiore democrazia del mondo, questo non lo so. No, il tuo modello sarà la Cina, comunista, che vi piace da morire. No, il vostro modello è la Cina, perché voi guardate la Cina da sempre. Ma non farnetico, gli elettori lo sanno, non farnetico, assolutamente, non farnetico. E stai sereno, e state sereni tutti, state sereni. Vorrei ricordare solamente a proposito dei governi marmellata che non decidono nulla, che in queste ore, in queste settimane, Fratelli d'Italia non vota gli aiuti, i 20 miliardi di aiuti per gli italiani dell'ultimo decreto aiuti, non ha votato i 14 miliardi che voteremo. Va bene, non è al governo, certo. Quando saremo al governo sarai tu a non votarli magari. Ma dipende, ma ci sono provvedimenti dove magari fate marchette, magari fate marchette con quei provvedimenti. E gli italiani sapranno tutto. Guarda, tu avevi paura del voto, noi no. Tu hai paura del voto, noi no. Tu hai paura del voto, noi no. Tu hai paura del voto. Pellicani, tu hai paura del voto, noi no. Siamo qua. E allora stai tranquillo. No, io sono tranquillissimo, ma tu dai informazioni sbagliate. Ma io non do nessuna informazione sbagliata. Io guarda che gli italiani sono informatissimi di quello che accade. Appunto, però assolutamente. E allora stai tranquillo. Hanno visto come avete governato in questi ultimi 10 anni. Pellicani hanno visto come avete governato. L'hanno visto, giudicheranno giustamente attraverso il voto popolare. Saranno felici di poter giudicare fra qualche settimana se avete lavorato bene o male. Basta, stai sereno, tu sai di aver fatto bene, quindi state sereni. Serenissimo, sai, io non ho nessun problema. Sereni, certo. Dico solo è una parola che vi... Se vuole concludere Pellicani, che è stato... Prego, e poi... No, volevo ribadire appunto che in questi mesi, in questi anni in cui l'Italia stava attraversando una fase drammatica e i partiti, come tutto il mondo, tutti i partiti tranne i Fratelli d'Italia, si sono messi attorno a un tavolo e hanno dato delle risposte agli italiani, che sono quelle che stanno vedendo di fronte a una... E loro hanno fatto propaganda, 10 miliardi di euro, e le risposte... Però scusami, ma quale hai parlato mezz'ora, fammi parlare un minuto. Ma cosa hai parlato? Tu hai fatto un sermone prima che avrei potuto interromperti ogni secondo. Avrei potuto... Hai detto una serie di sciocchezze in pochi minuti incredibili che io sono stato zitto. Non sovrapponetevi, perché altrimenti da casa non si riesce a seguire il dibattito. Pellicani, prego, concluda il suo intervento, prego. No, ho voluto solamente rimarcare questo rispetto alle farneticazioni su Cina, Russia, non ho capito bene, caro Armati, di cosa stava parlando Speranzon, appunto, il cui partito derivano, se vogliamo, dalla Repubblica Sociale. Ecco, allora se vogliamo tornare a chissà quando, io dico solamente che come che prima il tema era quello appunto che poneva la giornalista sul tema della Russia, dei rapporti dell'emissario di Salvini, che è emerso dai giornali, dalla stampa, abbiamo letto, le abbiamo discusso in Parlamento, se ne è occupato il Copasir, quindi non un caso che ci stiamo inventando dei rapporti della Lega con la Russia, con la richiesta appunto delle dimissioni dei ministri leghisti ancora a due mesi fa, e noi vogliamo chiarezza, non è che che pensiamo che sia oro colato quello che leggiamo in un giornale, però vogliamo sapere, chiediamo chiarezza su questo tema e come si pone, appunto, chiedeva la giornalista giustamente, una forza come Fratelli d'Italia, che effettivamente è nazionalista, ha a cuore la sicurezza nazionale,
come si sente alleata con i putiniani, perché di questo si tratta. Non so come ti sentivi tu, visto che sei stato alleato con loro sei stato alleato con loro fino a 2 settimane fa, non lo so come ti sentivi. Come ti sentivi tu? Sei stato alleato con loro fino a 2 settimane fa. Io facevo parte di un governo istituzionale su un programma. Un governo istituzionale, ma mi pare che parlavate anche di altre cose, no? Mica solo di Covid. No, parlavamo che parlavate di tante dei cose, problemi degli italiani, parlavamo dei problemi degli italiani e cercavamo di dare risposte agli italiani in un momento di grande difficoltà che, come penso anche tu sappia, stiamo attraversando, che riguarda l'emergenza Covid e la guerra in Ucraina, eccetera, eccetera, che ha determinato forti ricadute e ripercussioni anche nel nostro paese. Noi siamo tranquilli, noi confidiamo sul fatto che gli elettori... Sbrollini, a lei la parola, prego. La ringrazio. È molto triste questo dibattito su cui ci vuole portare Speranzon, perché noi stavamo parlando appunto di quello che serve per continuare ad investire e a credere nell'Italia. Se vogliamo parlare come al solito per slogan, attaccando gli avversari, non attacca con me la cosa degli slogan, sa? Guardi, chi è all'opposizione, lo sappiamo bene, ha questo modo di agire. E fra un po' lo sarà lei. Allora, guardi, tutti i provvedimenti che abbiamo votato in questi mesi in Parlamento andavano nella direzione di aiutare tutti gli italiani che sono in difficoltà. Quando arrivano appelli nazionali dalle categorie produttive, economiche, che non trovano persone disposte a lavorare, che hanno bisogno di serietà e di continuità, quando vediamo gli appelli dei sindaci, che sono gli amministratori che presidiano il territorio, noi vogliamo parlare di questi argomenti, a lei lasciamo volentieri la polemica, ma non è che possiamo pensare di gestire, a parte il fatto che è tutto da vedere, se il 25 settembre vedremo come andrà a finire. Ma infatti si potrebbe creare, vorrei finire, si potrebbe creare una situazione di instabilità tale il giorno dopo le elezioni che non è detto che la Meloni, anche dalle parole di Forza Italia e della Lega, sia poi quella che diventerà Presidente del Consiglio. Ma al di là del nome, noi dobbiamo parlare di quello che serve per l'Italia. È possibile che non siamo in grado, e voi purtroppo l'avete dimostrato con l'agenda Draghi, per 1 anno e mezzo siete andati, avete votato contro tutti i provvedimenti che portavano risorse alle famiglie e alle imprese. Ma cosa sta dicendo? Ma lei sa che lei al governo distribuisce miliardi di euro in deficit, ma di cosa sta parlando? Ma cosa sta dicendo? Di cosa sta parlando? Mi scusi, non è mai successo nella storia d'Italia di avere i soldi che aveva questo governo. Non è mai successo nella storia d'Italia di poter sforare qualsiasi... Una volta c'era il patto di stabilità, voi avete voluto spendere l'ira di Dio e nonostante questo la gente è felice che siete andati a casa. Il decreto aiuti 2 non so cosa si che porta 14 miliardi alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori. Mi auguro che Fratelli d'Italia voti a 14 miliardi sono nelle tasche degli tutti italiani. Questi provvedimenti ha votato contro. Lei forse è distaccata dall'economia reale. Ecco, allora abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Devo dire che è evidente che la campagna elettorale è iniziata con toni davvero molto accesi. Volevo ricordare una parola che ho letto proprio poco fa. Papa Francesco sull'aereo, sul volo di rientro dal Canada, chi chiedeva una sua opinione sulla situazione politica, ha detto: non voglio entrare negli affari politici, ma ha chiesto al suo segretario: nell'ultimo secolo quanti governi ci sono stati in Italia? Sono 22 anni, il secolo nuovo 20, ha risposto il segretario. Ecco, questa è la mia risposta, avrebbe detto Papa Francesco. Quindi già questo ci fa capire il clima che ci aspetta in queste prossime settimane, no? Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Grazie a Nicola Pellicani del Partito Democratico, grazie a Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, e grazie a Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia. Una buona giornata, grazie.
Grazie mille, buona giornata a tutti voi. Grazie, un saluto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo sul dramma della piccola Maria, la bimba morta annegata alle Vine Lago mercoledì pomeriggio. Mentre la procura di Treviso continua con gli accertamenti, si sta muovendo il consolato. L'obiettivo è permettere al papà della piccola, che sta combattendo nell'est del paese in guerra, di raggiungere la moglie. Un dramma nel dramma, dice il console onorario per il nord-est, Marco Toson. È una disgrazia che è avvenuta e noi stiamo cercando di aiutare in tutte le maniere la famiglia, per anche il papà che dovrebbe arrivare nel territorio italiano a breve, per cercare di vedere la famiglia, vedere la mamma che è disperata. Quindi in tutte le maniere stiamo cercando nella disperazione aiutare questa famiglia. C'è la disperazione di una mamma e di una nonna chiuse nel loro dolore al collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, e c'è l'angoscia di un padre rimasto in Ucraina a combattere nella zona orientale, quella più bersagliata dai russi. Il consolato onorario ucraino per le Tre Venezie si è attivato immediatamente dopo la tragedia costata la vita alla piccola Maria Markovetska, la bimba di 7 anni annegata mercoledì pomeriggio a Revinelago, dove si trovava in gita con il Grest. Portare in Italia il padre di Maria non sarà un'impresa facile. È impegnato al fronte e nella difficoltà della situazione stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere il suo arrivo e la sua uscita dal territorio ucraino, anche perché i maschi e gli adulti sono limitati nei loro movimenti e nel loro poter uscire dal territorio ucraino. Intanto i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto stanno procedendo con tutti gli approfondimenti del caso, coordinati dalla Procura della Repubblica, che al momento ipotizza i reati di omicidio colposo e omessa vigilanza. Nessun nome sarebbe stato ancora iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti si stanno muovendo con la massima riservatezza e cautela. Bisogna ricostruire gli ultimi minuti di vita della bambina. Il dramma personale di una famiglia e il dramma di un intero popolo. Il console ricorda l'opera della fondazione Hope Ukraine. Noi abbiamo attivato una fondazione che è stata creata per l'emergenza ucraina, che si chiama Hope Ukraine, per cercare di creare una raccolta e un supporto a livello della famiglia, per dare un po' di speranza, un po' di aiuto. Al meglio si sta cercando di fare quello che è possibile per cercare di alleviare la disgrazia. Una notizia di cronaca che ci arriva dal Bassanese, dove un uomo ha denunciato di essere stato oggetto di estorsione per diverse migliaia di euro da parte di non specificati malviventi, ma in realtà aveva usato il denaro per comprarsi la cocaina. I carabinieri lo hanno scoperto e denunciato per simulazione di reato. Protagonista della vicenda un imprenditore di Bassano del Grappa, che lo scorso 10 di giugno si era presentato ad una stazione dei carabinieri della zona denunciando che circa un anno prima, mentre si trovava in un bar, era stato avvicinato da 2 individui del sud Italia che avevano minacciato lui e la sua famiglia. Aveva riferito che da quel momento ogni mese avrebbe versato a queste persone diverse migliaia di euro. In realtà si era inventato la storia perché aveva utilizzato quei soldi per acquistarsi la cocaina. Naturalmente nel corso dell'edizione di questa sera dei nostri telegiornali maggiori dettagli su questa notizia. E torniamo ora a parlare della tragedia sulla A28, nella quale morirono le cugine Sara e Jessica. Ad un mese dalla sentenza di condanna nei confronti dell'imprenditore di origini bulgare che ha travolto le 2 cugine, il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato per la seconda volta a papà Alain Fragasso. Ieri pomeriggio verso le 16:30 mi ha richiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E niente, una chiamata che sinceramente mi aspettavo, però non così presto.
Un po' se lo aspettava e un po' ci sperava Alain Fragasso. In quel gesto di umanità che lo ha avvolto per la seconda volta in pochi mesi è arrivato dalla massima carica dello Stato. A Mattarella papà Alain aveva rivolto un primo appello per avere giustizia all'indomani della tragedia della 28, dove morirono la figlia Jessica e la nipote Sara Rizzotto, travolte nella loro auto dal SUV guidato dal 61enne Dimitre Traikov. Per quei fatti l'imprenditore bulgaro è stato poi condannato poco più di un mese fa a 7 anni di reclusione dal GUP di Pordenone per omicidio stradale e omissione di soccorso. La prima volta che ci siamo sentiti mi aveva chiesto personalmente di informarlo alla sentenza e io gli ho mandato un'email, ho chiamato il Quirinale, ho parlato con la sua segretaria che mi ha detto che mi avrebbe fatto chiamare dal Presidente e in effetti così è stato. Mattarella, che racconta Alain, si è impegnato a promuovere nelle sedi istituzionali azioni mirate per la sicurezza stradale. Ha letto la sentenza che anche purtroppo è bassa, però le leggi sono queste e infatti mi ha detto che cercheranno di lavorare, di migliorare le leggi perché sennò... È questo che cercano di fare. Un impegno preciso, quello del Capo dello Stato, in una telefonata arrivata nel momento giusto e dai toni tutt'altro che formali. La prima cosa che mi ha chiesto come stavamo io e mia moglie e i miei parenti. Soprattutto adesso in questo periodo che siamo un po' stanchi mentalmente, un po' giù di morale, è arrivata giusto per tirarmi su un po' almeno e anche la prima volta nello stesso periodo mi è arrivata la telefonata, quindi è un segno del destino, qualcosa di positivo. La cronaca ci porta ora nel Padovano, paura nello Space Cinema di Limena, evacuato ieri sera per un principio di incendio. Colpo di scena con fumo e grande apprensione per i cinefili presenti nelle sale dello Space Cinema di Via Breda a Limena. Erano le 20:45 di venerdì quando una delle sale è stata avvolta da un denso fumo nero causato da un principio di incendio. Tutti sono stati subito evacuati, nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Cittadella che hanno effettuato una serie di verifiche tecniche. Secondo i primi risultati, il fumo che si è prodotto nella sala 1 potrebbe essere riconducibile al malfunzionamento di una macchina per la climatizzazione dell'aria posizionata sul tetto. Sono comunque in corso verifiche più approfondite. Le operazioni di messa in sicurezza e controllo dei vigili del fuoco sono terminate intorno alla mezzanotte. Duomo di Noventa Vicentina gremito questa mattina per l'ultimo saluto a Don Giorgio Balbo. Duomo di Noventa Vicentina gremito per l'ultimo saluto a Monsignor Giorgio Balbo che si è spento lunedì a 67 anni. Commozione tangibile da parte della comunità che è stata raccolta ed interpretata nelle parole del Vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol nel tracciarne il ricordo. Don Giorgio, straordinario predicatore, franco, essenziale, privo di retorica, distante dai luoghi comuni. La sua fede era nutrita dalla parola dei Vangeli che praticava con naturalità. Un prete vero che non taceva le fatiche, le stanchezze, le prove e le consolazioni. Una perdita improvvisa per la comunità che piange la sua guida spirituale. Ordinato sacerdote nell'83, fu vicario cooperatore prima a San Marco a Vicenza, poi a Schio, a Marano Vicentino. Era parroco dal 2015 dell'unità pastorale Noventa Saline a Gugliaro, dove oggi è stato proclamato lutto cittadino. Un don che si è sempre speso per essere vicino alle famiglie e soprattutto alle persone più fragili. Ricordo una particolare attenzione verso i bimbi che vedeva sempre come, diciamo così, un segno anche di speranza e con ottimismo li salutava, li vedeva sempre come, diciamo così, la nostra parte migliore della società. Lo ricordo molto presente alle nostre riunioni e soprattutto alle cerimonie civiche dove lui portava il cappello d'alpino. Una persona schietta, diretta e come dire, un grande parroco dal mio punto di vista.
Ma dietro i modi schietti, l'umanità e la sensibilità di Don Giorgio sottolineate nelle testimonianze che hanno preceduto la liturgia di commiato. Presenti anche le autorità delle comunità di Creazzo, dove Don Giorgio sarà sepolto, e di Rosà, dove è rimasto 13 anni per seguire l'unità pastorale Rosà Cusinati. Un legame forte per l'esempio che ha saputo dare, era un don di poche parole, ma quelle poche parole erano preziose. Nel 2015 abbiamo riconosciuto a Monsignor Giorgio Balbo la cittadinanza onoraria, proprio perché con il suo impegno giorno per giorno ha saputo costruire delle relazioni molto forti con i rosatesi, giovani e anziani. Auto e moto d'epoca a Bologna dal 2023. La Fiera di Padova, attraverso un comunicato, parla della firma di un accordo strategico. Insorgono le opposizioni in città. Siamo di fronte ad una svendita dell'intero polo. La creazione dell'asse fieristico Padova-Bologna, o forse meglio Bologna-Padova, costa alla città del Santo una delle sue manifestazioni più prestigiose, ovvero auto e moto d'epoca, che per l'ultima volta aprirà i battenti a Padova dal 20 al 23 ottobre per la sua 39esima edizione, per poi traslocare per la 40esima nel capoluogo emiliano. Se il presidente di Padova Hall, Nicola Rossi, parla di decisione ponderata, frutto di dialogo serrato, e anche la direzione di Padova Hall parla di operazione che dà slancio e allineamento alla nuova strategia, apportando risorse importanti, di tutt'altro segno molte reazioni in città, a partire dai commercianti rappresentati dall'ex presidente di Fiera Immobiliare Massimiliano Pellizzari. In questi ultimi 15 anni le abbiamo perse tutte, abbiamo perso Expo Bike, abbiamo perso Casa su Misura, abbiamo perso il Clormart, abbiamo perso Tecnobar and Food. Io nel 2014, quando fui nominato presidente di Fiera Immobiliare, la prima cosa che sono andato a controllare sono stati i bilanci. E i bilanci erano in costante praticamente diminuzione. E quindi è evidente che c'è stata una strategia. Punta il dito contro l'amministrazione comunale il senatore della Lega Andrea Ostellari. Io credo che infatti la responsabilità qui sia tutta di un'amministrazione condotta da un sindaco che non ha avuto visione sulla città. Qui noi abbiamo dei dati che non possiamo tralasciare. 1600 espositori che arrivano non solo ovviamente da tutta Italia, ma che arrivano da vari paesi europei e non solo. 5.000 auto messe in vendita e 130.000 circa sono gli utenti che arrivano e che arrivavano a Padova e che ovviamente costituivano un indotto fondamentale per la città. Una decisione che deve essere spiegata alla città. Io mi auguro che si apra un dibattito nei prossimi giorni e che chi ha deciso questa strategia ci deve dare contezza, deve spiegarci come mai, deve spiegarci perché. Chiedo che l'amministrazione e che Giordani faccia ciò che si era impegnato di fare, cioè chiedere a tutta la città, prima di tutto, cosa vuole fare in relazione a grandi temi, su grandi temi come questo. Chiedeva ad esempio di fare i referendum, li faccia su questo tema, voglio vedere quale sarà il risultato. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Prossimo appuntamento alle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.